gennaio 2011. Inizia da qui la nostra avventura. All'inizio sono 4-5 le partite a settimana che proponiamo, non sono di più. Alla base c'è un'idea. Tutte le società devono avere una telecamera. Sono loro a riprendere le partite. Vi racconto un po' di numeri. 23 sono le società che in questo momento collaborano con FVG Sport Channel. Grazie al lavoro di queste società, noi in questa stagione riprendiamo 494 partite e mostriamo 1192 gol. 1192 gol, per lo più ripresi dalle società stesse. È certo, naturale, quando ci sono momenti importanti, ci sono le nostre telecamere, i nostri commenti, come un sabato d'ottobre, quando a Fiume Veneto, alle 20:30, arrivano 1000 persone. Va in scena un derby mai visto, ma che noi dovevamo far vedere. Palla che passa! Non ci crede nessuno! Non ci crede nessuno! Questo è il saluto del Bandia nel derby, è 3-2 al 48esimo. Ti do un paio di numeri, il 1500 di Cusano, il 1500 di Pescicana, il 3000 di Bania, in totale 6000 persone. Va bene, ogni tanto con i numeri si esagera, però c'era davvero tanta gente, 1000 persone, ma lo dico con orgoglio, una sola TV a raccontare quell'evento. A noi piace mostrarvi immagini, giocate, sempre nel derby. Quest'anno ci ha raccontato storie pazzesche. Girone di ritorno, un portiere, Grispan, fa gol da metà campo, fa gol da 50 metri. Tutti ne parlano. Noi quel gol lo mostriamo, lo facciamo vedere, lo mettiamo su YouTube, fa 10.000 visualizzazioni. Noi sulla nostra pagina Facebook, si fa per dire, ci accontentiamo di 2000 mi piace. E stasera vorrei che aumentassero questi mi piace, ma quello che ci piace è mostrarvi le azioni, i gol del calcio dilettanti, come i gol di McCann, decisivo, che vale la Serie C per il Pordenone. Ma non solo mostrarvi il gol, raccontarvi cosa c'è dietro quella corsa di Mauro Lovisa, perché dietro c'è una storia, ci sono anni di sacrifici. Quando tutti dicevano che sbagliava, lui continuava, correva e arriva in Serie C. Dietro c'è sempre una storia. Anche a noi piace correre, guardare sempre nuovi traguardi, come il torneo delle regioni. Mai prima di questa stagione quella manifestazione era stata raccontata così come 40 ore di diretta in una settimana, che vanno ad aggiungersi alle 146 trasmissioni totalmente dedicate al calcio dilettanti. Signore, questi sono i nostri numeri, o meglio, il nostro modo di raccontarli, perché il calcio è fatto di numeri, risultati, classifiche, ma se non ci fosse qualcuno che li racconta, perderebbero un po' di magia e divertimento. Ecco, noi speriamo di aver dato questo a voi, un po' di magia e un po' di divertimento. E poi alla fine c'è sempre un numero che torna sempre. 113, FVG Sport Channel. Benvenuti Lignano, il meglio del calcio dilettanti. La regia di Francesco Zilli, sigla! Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta edizione della festa del meglio del calcio dilettanti. Un applauso all'ideatore e presentatore Massimo Radina. Ancora buonasera Lignano. E per il secondo anno consecutivo che ci troviamo al Cursal di Lignano Riviera, vicino al mare, per fare festa, ma prima
di lasciarvi a questa bellissima serata, dobbiamo continuare a raccontarvi questa stagione, perché stasera siete voi i protagonisti. Noi raccontiamo, ma se non ci fosse tutta questa gente ci sarebbe poco da raccontare. Questo è il calcio dilettanti, fatevi a voi un grande applauso perché ve lo meritate. Vorrei partire chiamando, intanto salutando Chris Comelli, quarto Ciao. anno con noi. Buonasera Cristian, a tutti. ciao. Camicia, Sì, quando guidavo i pullman mi è rimasta usavi quella. questa. Sì. Ti piace stasera? Ora, l'anno scorso ti avevamo dato un po' tutti dello schettino, questa sera sei molto Pierluigi Pardo, eh? Ah, ok, vabbè. Molto, ma va Vabbè. bene. Senti, questi premi, l'ho annunciato sulla pagina Facebook, li facciamo consegnare da una bellissima ragazza. Tu sai come si chiama? Non ti sei già fatto dare il numero? No, non faccio Molto più male. quelle cose. Allora, l'annuncio io. Emily. Buonasera. Sarà la nostra valletta questa sera, Emily, che ci ha fatto compagnia anche durante la stagione nelle nostre trasmissioni. La saluto ancora, sarà lei a premiare il meglio del calcio dilettante. Grazie Emily, benvenuta anche a te qui al Cursal. E allora, primo intervento, chiamo su questo palco per un saluto. Abbiamo pronto il microfono, sarà proprio, cominciamo con gli interventi. Ecco, devo dirlo rapidamente, fatemelo passare. Quarto anno che facciamo questa manifestazione, non sono mai riuscito ad avere come ospite, ci tenevo, un politico anche regionale che rappresentasse naturalmente anche il movimento. Questa sera sono davvero onorato e felice che sia con noi il vicepresidente della regione Sergio Bozzonello. Buonasera vicepresidente, chiedo a lei di aprire questa serata. Ma io penso che questa serata non debba essere aperta da un politico, ma è stata aperta proprio dai gol, da loro, dai protagonisti. Tu sai Massimo quanto, posso darti del tuo? Ci mancherebbe. Tu sai quanto io sia parte del calcio del Friuli Venezia Giulia e dei dilettanti del Friuli Venezia Giulia, è stata la mia casa, è la mia casa, l'ho fatto in federazione, l'ho fatto da dirigente, all'inizio ho provato a giocare ma facevo schifo, insomma è la casa di tutti coloro che hanno voglia veramente la domenica pomeriggio di stare assieme e di guardare del buon calcio. In Friuli Venezia Giulia si fa del buon calcio. Quest'anno per noi pordenonesi in particolare è stata una annata di lusso per me, per il mio Pordenone, ma anche per il mio Torre, perché il Torre è Pordenone. Sì, ma ne parleremo. Quindi per noi è una grande, però è stata una grandissima stagione per tutto il Friuli Venezia Giulia. Quindi io ringrazio FVG Sport Channel perché veramente segue ogni domenica, ci dà la possibilità quindi di avere e di vedere i gol, e ringrazio tutti i dirigenti, tutti gli sportivi e tutti coloro che permettono ai calciatori e ai ragazzi di poter giocare. Ecco Presidente, io le chiedo di restare con noi un attimo sul palco. Due simboli in questa stagione dilettantistica: il Pordenone, campione d'Italia in Serie D, i giovanissimi che hanno vinto il trofeo delle regioni. Questi sono i simboli di una stagione. Il tricolore, non volevamo prendere in giro dopo Italia-Costa Rica, è per loro, e sono i simboli di questa stagione. Vicepresidente, le chiedo di avvicinarsi in questa zona che è dove noi dovremo vedere i video mentre Emily sarà nella nostra postazione premi. Cominciamo un po' a entrare nella serata. Ha già citato qualche protagonista. Io ringrazio i vertici del Pordenone, i vertici federali, ringrazio presenze illustri. Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, buonasera. Valerio Bertotto, capitano bianconero, adesso tecnico degli Azzurrini Lega Pro. Leonardo Cortiura, tanti amici questa sera, il presidente della Federcalcio regionale, e un altro grande giocatore, vorrei un grande applauso, Massimo Donati, perché questa sera sarà lui a premiare il miglior giocatore del calcio dilettanti.
E allora, in questo momento si abbassano le luci, vicepresidente, io direi di rivivere, lo ha detto, partiamo dal più grande risultato sportivo di questa stagione. Tutti ogni domenica guardavano cosa ha fatto il Marano, cosa ha fatto il Pordenone. Beh, alla fine sappiamo cosa ha fatto e in questa clip noi vi facciamo rivivere la grande sfida, ma la battaglia la vincono i Ramarri. Partiamo! È finita! Sono le 16:51 del 4 maggio 2014, il Pordenone, 12 anni, torna a fare la Serie C. Finisce qui, finisce 0-0 e per il Pietroberto è come una vittoria. Non devono dormire la notte perché il Pordenone gli starà sempre dietro. Il graffio del capitano, il Marano è steso. Gol meraviglioso di Emil Zubin. Ecco il Pordenone. Aggancio, rimonta completata. L'ultima giornata di campionato, cioè Este Pordenone. Tutti gli occhi sono qui, tutte le orecchie sono di là. Invece a Monfalcone, il pallone è buono, Muratto, il sinistro di Muratto. E il Pordenone va in vantaggio. Parte Mazzeo. Ma lui e spiazza Capra per l'1-1 dell'Este. E in questo momento è tutto da rifare perché ha pareggiato anche il Marano. Dennis McCann fa impazzire di gioia i tifosi del Pordenone. L'ufficialità è finita, sono le 16:51 del 4 maggio 2014, il Pordenone dopo 12 anni torna a giocare la Serie C e impazzisce di gioia una città intera. Serie C in 10 anni, grazie proprio anche al lavoro di Sergio Bolzonello, è tornato il calcio che conta. E allora io ho pensato, noi di FVG Sport Channel abbiamo pensato che quest'anno un riconoscimento particolare vada proprio al Pordenone e quest'anno il miglior presidente non può che essere Mauro Lovisa. Bravo. Chiedo al vicepresidente della regione di premiare Mauro Lovisa. Nel 2004 il Pordenone era fallito, l'ho preso io assieme a Paolo Zanottel e alcuni amici, siamo partiti dal settore giovanile perché abbiamo iniziato proprio dal settore giovanile, costruito questo grande centro, allora ero sindaco, e a un certo punto non ce la facevamo più. Siamo andati un po' in giro, io ho chiamato Mauro, gli ho chiesto se la sentiva di continuare l'opera di ricostruzione, lui ha detto di sì. Assieme a quel signore che è lì, che è Giampaolo Zuzzi, poi è arrivato Ezio Maccan e oggi siamo qui. Grazie Mauro. Chiedo naturalmente un intervento al Presidente. Noi siamo tornati su questo grande avvenimento, so che c'è anche il futuro. Presidente, prego. Intanto volevo condividere questo premio naturalmente con i miei soci perché credetemi è fatica in tutti i sensi, sia a livello economico, fatiche mentali, avete visto lo sfogo finale? Quella corsa. Ci si dimentica ho visto un che po', dimagrito Presidente dopo quella corsa. No, sì. Ci si dimentica un po' di tutto in quei momenti perché la tensione era alta, avevamo diciamo così, programmato questo salto perché per noi era importante, per tutto il movimento e quindi anche perché noi non vogliamo essere diciamo così la Cenerentola quest'anno, vogliamo fare qualcosa di importante per mettere le basi per poi fare qualcosa in futuro di importante ancora. E quindi volevo ringraziare poi tutto lo staff che lavora dietro al Pordenone Calcio perché noi, sapete, Sergio prima ha fatto un passaggio giustamente che io ho accettato di fare il presidente, però l'ho accettato quando ho visto la struttura che questo signore aveva fatto, perché senza strutture non si può fare calcio importante. Quindi il merito è sì, dopo aver fatto, però aver avuto
quella visione, diciamo così, e Sergio l'ha avuta, e noi abbiamo solo sposato un progetto, certamente con serietà, con dignità, perché stiamo portando avanti qualcosa di importante, e adesso viene il bello, perché noi diciamo, questo qua deve essere un punto di partenza per Pordenone, questo deve essere chiaro un po' a tutti. È un grande momento per la regione perché oltre all'Udinese, che è la nostra prima grandissima realtà, c'è un'altra squadra nel professionismo, una squadra che deve risolvere due cosette. Presidente, ci può dare qualche notizia anche fresca? Capitolo allenatore, capitolo stadio. Sì, posso dirlo, l'allenatore stamattina è ufficiale, sarà Lamberto Zauli, allenatore del Pordenone 2014-2015. E allora facciamo un applauso al nuovo mister di... Buona fortuna insomma per questa grande avventura, Lamberto Zauli. Grazie Presidente, ci ha svelato il nome stasera, era uscito anche sulla Gazzetta oggi qualcosa. Sì, non so da dove sia uscito perché avevo cercato un po' di depistare, era una cosa che ti dovevo anche perché per la gaffa che aveva fatto l'altra volta, quindi. Okay. Ma era uno scherzo. Ho capito, vabbè, cose che capitano. Era per la piazza. Rapidamente capitolo stadio Presidente e poi continuiamo la nostra grande stadio. serata. Approfitto per ringraziare anche l'Udinese che aveva dato disponibilità, poi con l'Udinese stiamo parlando finalmente, c'è un ottimo rapporto, c'è il nostro DS Pinzin che parla col DS Giarretta, io a giorni incontrerò il Presidente Pozzo, quindi è giusto che sia così secondo me, anche perché io credo nella collaborazione, noi dobbiamo essere attenti a quello che fanno le squadre importanti, poi l'Udinese è un modello non solo nazionale ma credo europeo, quindi si sta parlando e lo stadio abbiamo risolto con Trieste, anche se anche Udine aveva dato disponibilità, quindi lo stadio è a posto, però noi pensiamo che il 18, la Coppa Italia, pensiamo di giocare al nostro stadio Bottecchi. Ringrazio il vicepresidente Sergio Bolzonello che congediamo. Presidente, si avvicini perché io devo chiedere uno sforzo alla platea, ma vorrei fare un gioco con lei. Prima in terrazza, dove ci torneremo poi a gustare la serata qua a Lignano, ormai è iniziata l'estate, dobbiamo anche goderci questa serata. Non so se qualcuno ha già votato il miglior gol. Ecco, chi non l'avesse fatto, perché stasera lo decidete voi, tra i tre, il gol più bello del calcio dilettanti. E allora io vorrei che la regia lo proponesse. Chi non ha ancora votato, gli chiedo uno sforzo piccolo di andare a votare. Il numero lo vedete in sovraimpressione. Primo gol da scegliere tra i tre, chiederò a Mauro Lovisa quale sceglie. Massimiliano Rossi, Fleibano, Spal, Cordovaro, questo è un gran numero. Pallonetto sull'avversario, sul difensore della Spal, poi rientra col sinistro, guardate, poi ultimo tocco decisivo e poi spara in rete. Massimiliano Rossi, l'applauso è sempre giusto per queste giocate. Attenzione a Davide Diav, questo esterno geniale a San Daniele Virtus Corno, è lui, d'esterno destro, incrocio, gol sul secondo palo. Ultima giocata tra questi tre, sempre Virtus Corno, stavolta subisce la magia di Renzo Nonis. Il centrocampista del Lazzanese vola in cielo, in rovesciata, la mette sul secondo palo. 3 magie. Questo è il numero. Chi non ha ancora votato, scelga il miglior gol del calcio dilettanti. Presidente, prima di congedarla a questo punto, lei so che ne ha fatti anche di più belli, però... No? Lei segnava. Qualche centinaio le ho fatte. Ok, tra questi? L'ultimo come difficoltà, anche se sono tutti e tre grandi gol, diversi, io li premierei tutti e tre perché sono tre gesti tecnici completamente diversi, quindi. Però l'ultimo come difficoltà credo che sia il più spettacolare. Grazie al Presidente Mauro Lovisa, grazie pure ad Emily, grazie Presidente e complimenti per questa splendida stagione. Ecco, votate anche perché tutti i soldini degli SMS andranno ovviamente a Massimo Radina, per pagare te, che deve cambiare la macchina che ora sì, è anche una giacca. Quello è vero. Ci stiamo. Aggiungo un'altra cosa, per realizzare serate come questa è decisivo l'intervento dei privati, degli sponsor. Io li ringrazio di cuore, ringrazio proprio anche il Presidente Lovisa e lo staff che ci ha aiutato per questa serata. Voglio ringraziare Vincenzo Zanutta che ci ha aiutato per tutta la stagione, oltre agli altri sponsor che andremo a nominare, sono davvero decisivi. Questa scenografia che vedete è di Ivan Blarasin di Graffiti Pubblicità, che direi che quest'anno abbiamo davvero una scenografia all'altezza di questi campioni d'Italia. Ringrazio anche l'azienda agricola Floricoltura di Tavano Paolo Lestizza per questi fiori, per averci abbellito questo palco, e Luisa Russo che
fa bomboniere, chi deve sposarsi deve andare da lei perché guardate cosa ci fa, è fantastica e la ringrazio. E ringrazio tutti per averci aiutato in questa serata a rendere tutto bellissimo. Noi dobbiamo cominciare a premiare le squadre vincitrici dei campionati dilettanti. E allora stasera, signori, cominciamo dalla prima categoria e noi velocemente vi facciamo vedere e li commento i video di queste squadre. Abbassiamo un po' le luci. C'è il Pravis Domini, vince la prima categoria girone A, la vince a marzo, questo è Longato, gol bellissimo col Caneva. È già una partita decisiva all'andata con questo gol, il Pravis Domini dà già un segnale chiaro al campionato. Poi vince una gara come quella di Teor che provava a rincorrere, gol di Rotto, mette le cose in chiaro, scappa via e poi il 15 marzo ci mette il timbro, Suiu, un destro imprendibile, il Pravis Domini saluta e se ne va in promozione. Un applauso per il Pravis Domini. Questa è l'Aurora Remanzacco. È un campionato equilibrato, lo decidono un mister come Dodorico, la precisione di Lodolo, ma guardate qua siamo contro il Diana, un giocatore come Puddu che sarà capocannoniere e sicuramente è un valore aggiunto di questa Aurora che vince all'ultima giornata di campionato, passo falso del Diana. E allora può festeggiare proprio la squadra di Dodorico e di Capitan Lodolo. Questa è l'Aurora Remanzacco, prima categoria girone B. E infine c'è la Cormonese, prima categoria girone C. C'è una partita, penultima di campionato, scontro diretto col Breg. Rigonat, no look, bello, anche se qualcuno lo discute. Baciga, gol che chiude i conti. La Cormonese, dopo anni di tentativi, quest'anno alla fine vince nel segno di giocatori come Rigonat, Peroni e naturalmente Baciga, e poi è festa a Cormons e la Cormonese è la terza squadra che vince da prima della classe la prima categoria. E allora chiamo, a proposito di sponsor, chiamo il responsabile commerciale Gianluca Giuliani della Banca di Manzano. Sarà lui a consegnare i premi alle squadre vincitrici. Buonasera a Gianluca Giuliani. Ringrazio la Banca di Manzano per il supporto a questa iniziativa. Io direi cominciare a premiare naturalmente il Pravis Domini con un po' di musica. Abbassiamo un po' le luci in platea se riusciamo e andiamo e cominciamo chiamando appunto sul palco il Pravis Domini. 74 punti in campionato, 23 le vittorie, 5 i pareggi, 2 le sconfitte. Miglior attacco con 70 reti, miglior difesa con soli 17 gol subiti. Il Pravis Domini. Allora Massimo, come possiamo descrivere questa promozione con una parola sola? Io direi il presidente Visnadi, una parola, potremmo dire record, ma questo signore quando è retrocesso ha detto voglio risalire subito, io la definirei una rivincita. Complimenti al Pravis Domini e al presidente Visnadi, grazie. Grazie a voi. Continuiamo. Chiedo sempre al signor Giuliani di premiare le vincitrici di categoria. È il momento della prima categoria girone B. È il momento dell'Aurora. 67 punti in campionato, 20 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, 54 gol segnati, 24 subiti. Però c'è anche un episodio da raccontare, vero qui Massimo? Se lo possono confermare i dirigenti, girone di andata, Dodorico voleva addirittura dimettersi. Per fortuna non è accaduto. Complimenti all'Aurora che, grazie anche all'esperienza di Dodorico, vince il campionato di prima categoria girone B. E allora andiamo a chiudere con la prima categoria girone C, la Cormonese. Un punto più del break basta, chiudere a 61, 17 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, 49 gol siglati, 24 quelli subiti. Una promozione sofferta ma meritata, Massimo? Meritata sì, e questo il suo presidente è davvero stato bravo perché l'ha voluta fortemente e se la merita perché la Cormonese voleva la promozione. Complimenti presidente. Lego. Vorrei un intervento da parte del signor Giuliani, Gianluca Giuliani, responsabile commerciale della Banca di Manzano, per un saluto istituzionale e ripeto, grazie per averci appoggiato in questa iniziativa. Prego. Buonasera a tutti.
vi prendo pochissimo tempo, anzi niente, perché la festa è la vostra, vi porto i saluti del nostro Presidente, tutta la banca, noi da sempre siamo vicini al territorio e a tutte le iniziative culturali e sportive che ci sono sul territorio, quindi complimenti a tutti e ci vediamo il prossimo anno. Arrivederci. Lo spero, grazie, grazie davvero. Questi erano i premi per quanto riguarda la prima categoria. Vi dico un'altra cosa, noi è da 4 anni che ci occupiamo di calcio dilettanti. Per 4 anni consecutivi abbiamo deciso di riprendere tutte le finali di Coppa Regione di prima, seconda, terza categoria. Non l'ha mai fatto nessuno, perdonatemi se lo segnalo così forte, però per noi è davvero un orgoglio esserci sempre in queste competizioni che magari possono essere snobbate. Noi ci siamo e allora quest'anno abbiamo voluto omaggiare tutte le squadre che hanno vinto la loro Coppa di categoria e allora per quelle squadre che hanno trionfato noi abbiamo dedicato ad ognuna una piccola clip e velocemente riviviamo la vittoria della Coppa Regione di prima, seconda e terza in questa clip. Vediamo. Attenzione Trevisionato, tu per tu il pallonetto, Reanese 1, Ancona 0, gran bella azione, Trevisionato. Si propone Mazzone, gran palla e poi il destro all'angolino. È una bella Reanese, Ancona sotto per 2-0, il gol di Mazzone. Calcio di punizione, palla che resta in area, attenzione. E poi la spaccata di Nadalutti. Reanese 3, Ancona 1, il timbro di Elia Nadalutti. Peressotti non si prende il campionato ma va a prendersi la Coppa Tarcento, la Coppa Regione è della Reanese. Real Udinese 1, Pauglis 0, Ietri dal dischetto col sinistro parato e ancora lì. È incredibile il salvataggio di De Nicolò, Maneroe e Dami, che partita! Palla in area, Pinescarel però non ci arriva, c'è Berneci sul secondo palo, il destro deviato, palo, gol, anche stavolta, e ancora Bernecic, ancora lui, Real Udinese 2, Pauglis 1, Bernecic si vuol prendere la Coppa, il Real Udinese vince la sua prima storica Coppa Regione di seconda categoria. Zille con la cross in rete! Pazzesco! Rete pazzesco! La Pugliese è in vantaggio a Vallone! La Coppa Regione va a Porcia, va alla Pugliese che vince 1-0, basta, la rete messa a segno da Avallone. Eccole qua, se lo meritano. Dicevamo pazzesco in quella finale di terza categoria perché prima Avallone sbaglia il calcio di rigore, poi segna l'Atletico Rizzi, annullato il gol e poi torna a segnare Avallone, quindi eravamo esaltati per quello, è successo tutto in 5 minuti, c'era Simone Fornasiera alla cronaca per premiare queste 3 squadre, un altro sponsor, personaggio che ci è stato molto vicino in questa stagione. Ogni 2 settimane eravamo a casa sua per Coto, Dodo Sport, a conoscere i personaggi del calcio dilettanti. E proprio Dodo Sport ha pensato a un'offerta a tutte le squadre vincitrici che abbiamo già cominciato a consegnare. Allora chiamo Tobia di Dodo Sport qua sul palco per premiare le 3 squadre che hanno vinto la Coppa Regione. Grazie Tobia, buonasera. E allora partiamo con la Reanese, premio prima classificata in Coppa Regione. Prego Tobia, il presidente ci riporti la Reanese. La Reanese arriva qua, prendiamo il centro del palco, prendiamoci la scena. Complimenti presidente, 4° posto in campionato e alla fine però arriva la Coppa a Tarcento con mister Peressotti. Complimenti ancora presidente e si goda questo premio, il prossimo anno si gioca per vincere. Senz'altro. Ok, grazie presidente. Continuiamo con i premi, continua a premiare Tobia. Tocca a quella squadra che per la prima volta ha vinto una coppa, è un trionfo storico, è la squadra del presidente Barei, Real Udinese. Buonasera presidente.
Primo trionfo storico, secondo posto in campionato per questo signore che vale la promozione tramite i playoff in prima categoria ed è re del mercato anche in questo momento. Dice di no. Complimenti al presidente Barei e complimenti al suo Real Udinese. Vi ricordo che a fine serata, noi stiamo un po' accelerando, però a fine serata ci sarà uno spazio dedicato alle interviste, tutti questi protagonisti poi verranno riascoltati e poi ci sarà uno speciale che andrà in onda su FVG Sport Channel. Ultimo premio, è sempre il nostro Tobia che ringrazio a consegnarlo, tocca stavolta, terza categoria, tocca alla Purliliese. Eccolo qua, presidente Alex Del Ben, il mister Denis Mazzon, la Purliliese vince la Coppa Regione, quarto posto in campionato, purtroppo tramite i playoff non riesce la promozione in seconda categoria, ma c'è la Coppa Regione. E ancora un applauso alla Purliliese. Chiedo un intervento rapidissimo anche a Tobia, prego Emily il microfono a Tobia di Lotto Sport, un anno a raccontare il calcio dilettanti, noi non possiamo dire altro che grazie, prego non aver paura. Buonasera a tutti, non sono molto pratico alle interviste. Però sei sempre elegante. Si cerca. Ok, ti ringrazio per questa Io stagione. ringrazio molto te, soprattutto per la disponibilità, le cose sempre speciali che hai fatto da noi e sicuramente continueremo in futuro. Vedete, io faccio intervenire per strappare promesse e firme. Certo. Grazie No, Tobia, grazie ancora. Grazie, lasciamo pure il microfono alla nostra Valletta. Abbiamo detto prima categoria, abbiamo detto squadre campioni in Coppa Regione. Possiamo vedere un po' di gol perché adesso premiamo anche i bomber e premiamo il bomber della prima categoria è Daniele Cotrufo. Prego Emily, il premio ai bomber il premio lo consegna direttamente la nostra Emily. I gol di Cotrufo, le giocate di Cotrufo, l'Ancona ha trovato un talento. Eccolo qua, pare che vada a giocare a Precenicco col Brian, è ufficiale? È vero? Complimenti, prendi pure il premio, il bacio da Emily. Daniele Cotrufo, in finale con l'Aranese, giocate pazzesche, ancora complimenti, i tuoi gol li potrai vedere naturalmente nelle nostre clip, le stiamo già vedendo. Questo era il primo bomber premiato in serata. Naturalmente poi vedremo, li sentiremo nelle interviste nel post serata. E noi dobbiamo continuare a premiare le squadre dopo aver premiato i singoli, Emily. E adesso tocca alla promozione. E vi racconto rapidamente la vittoria di Vesna e Torre. Andiamo con la clip e voi vi godete un po' qualche giocata e io ve la racconto. Siamo a Torreano, manca una giornata, il Vesna di Zanutti fa già festa. Vince meritatamente, vince in trasferta a tanti singoli. C'è Gianneo, va a San Giorgio, fa queste giocate pazzesche, c'è Bozicic, arriva Venturini, c'è sempre Mujesan e insomma il Vesna ce li ha tutti e non poteva non vincere e infatti vince e trionfa e festeggia la vittoria in eccellenza. Dopo 6 anni torna la squadra di Santa Croce, torna nella massima serie dilettantistica. L'applauso quindi per il Vesna. Davvero, guardate quante giocate, gol bellissimi. Questo era il Vesna, se abbiamo pronta stoppiamo questa clip e andiamo avanti. Ecco il Torre. Mister Giordano arriva in prima, li porta in promozione perché ha anche giocatori pazzeschi. Guardate questa conclusione al volo di sinistro di Giordani a Precenicco. Ma scusate, se non è un gol fantastico questo? E poi i gol di Sgroi, un bomber praticamente sempre a segno. E anche qua, tanti giovani, Urbanetto, Gurgu, del Prete che fa una stagione anche lui a grandi livelli. E poi c'è appunto il segreto di avere un allenatore che fa gruppo, che fa squadra. Il Torre vince giocando un gran calcio. E allora l'applauso per la prima in classifica della promozione Girone A ed è il Torre. Vorrei chiamare sul palco a premiare queste squadre, allora 2 rappresentanti delle componenti della Federcalcio. Partiamo, me lo sono preso, Dante Cudicio è presente, Presidente, non lo vedo, forse non c'è, allora io direi Nicola Paolini dell'Associazione Calciatori. Non c'è la componente allenatori,
c'è la componente calciatori. Buonasera a Nicola Paolini. Partiremo con lui e purtroppo lui giocava in promozione Girone B col Tor Viscosa, che ha appena acquistato Groppi. Il prossimo anno dicono che tocca a loro, ma tu smetti. Allora, serve, sì, adesso ti diamo il microfono e mi dici qual era l'errore. Prego, vedete, Nicola Paolini è un avvocato, tiene il palco facilmente e può intervenire. Prego, che errore ho fatto? Girone, A e B, hai fatto il contrario, Massimo. Ah, ho sbagliato. No, tu hai detto giusto, hai sbagliato il video. Perfetto. Allora, dovevo dirtelo, sai. Assolutamente, però tocca a te premiare, mi dispiace la promozione Girone B. Proprio una coltellata. Mi dispiace, però erano forti, no? Bravi, una bella squadra. Sì. Ok, Nicola Paolini... Eravamo più forti noi, però. Va bene. Nicola Paolini prenda pure il premio con le statistiche, la musica di Chris. Accogliamo il Vesna. 63 punti in campionato, 19 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte, miglior attacco del girone con 59 gol siglati, 24 le reti subite, il Vesna. Allora Massimo, hai parlato di tanti singoli, ma se dovessi fare un nome solo di questo Vesna? Il presidente non ne vuole far nessuno, in puntata gli dico qual è stato il segreto, ma noi non volevamo salire, dice, io non gli credevo assolutamente, voleva salire e io dico un nome, tanti fortissimi, per esempio Bozicis, però Muesan, dobbiamo fare questo nome. Dov'è stasera, presidente? Muesan vi saluto perché è in ferie. Ah, molto bene, ben per sto già lui, preparando per la prossima stagione. Ok, confermato. Che mandi una cartolina. Un nome, grazie a tutti, grazie a voi. Comunque una stagione fantastica, un nome, tutti i ragazzi molto bravi, però un nome su tutti è l'allenatore, Andrea Zanutic. Grazie, allora Andrea. complimenti, grazie Presidente. Sempre Nicola Paolini. Si è dimenticato di ringraziare il Tor Viscosa che gli ha fatti vincere. Ok, va bene. Sempre Nicola Paolini, ti chiedo di continuare con le premiazioni, prego. L'ultimo premio da consegnare riguarda appunto la promozione Girone A. Tocca al Torre. 68 punti in campionato, 21 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, miglior attacco della promozione con 66 gol, 32 i gol subiti. Il Torre. Ecco il direttore sportivo Claudio Schiavo, che poi buonasera. mi pare non sia l'unico premio che prende il Torre stasera, no? Dobbiamo svelarlo perché questo Torre quest'anno è stato davvero fantastico, lo diceva il vicepresidente Bolzonello, è stato l'anno di Pordenone della provincia, a parte con la sua prima squadra, davvero una stagione indimenticabile. Allora Nicola, ci mettiamo tutti e tre qua un attimo perché ormai fai un sacrificio, lo consegni anche l'ultimo premio come rappresentante dei calciatori, perché il Torre ha vinto anche la Coppa Regione, la Coppa Italia anzi di promozione. E allora la riviviamo rapidamente in questa clip e poi andiamo anche col premio della Coppa. Il Torre vince così. C'è il numero 5 che si libera il tiro e c'è la rete ed è il gol di De Zorzi che porta in vantaggio il Torre. Sgroi, attenzione, la conclusione di Sgroi, il pallone in rete, gol di Sgroi, 2-0 per il Torre ed è gol ed è il 3-0, la ciliegina sulla torta la mette ancora il Torre ed è lui, signori, uno dei migliori in campo. Nosotros invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros. Riprendiamo pure il centro del palco perché Schiavo deve prendersi ancora un premio, forse non sarà l'ultimo, vince anche la Coppa Regione il Torre, abbiamo anche questa, può riprenderla, abbiamo visto, era Giordani questo fenomeno di cui dicevamo nella cronaca, dobbiamo rivederci fra un po', Schiavo, dico solo questo, grazie Nicola Paolini e complimenti a questo Torre che vince Coppa e campionato, stagione pazzesca. Bomber della promozione, però non è né un giocatore del Torre né un giocatore del Vesna, giocava per vincere il campionato nonostante le grandissime giocate, i numeri di questo ragazzo non ce l'ha fatta. Stiamo parlando della Juventina, guardiamo i gol di Giolo, tanti pesanti e lui il bomber della promozione, della categoria promozione, Enrico Giolo. Prego Emily, questo è un gol ad esempio con lo Zaule, segna gol pesanti, gol decisivi con la sua Juventina che naturalmente hanno tenuto la squadra biancorossa in corsa fino alla fine. Il premio, prendiamo il centro del palco sempre, Enrico Giolo, complimenti. I gol
sono 19 in campionato e lui, il bomber Daniele Cotruffo in prima, ne aveva siglati 24. E allora, grazie ad Enrico Giolo, noi continuiamo. Beh, stiamo premiando i protagonisti, lo stiamo facendo mostrandovi le loro giocate. Come vedete, per ogni situazione c'è un'immagine. Naturalmente non potete gustarvela tutta perché dobbiamo anche per motivi di tempo correre un po'. Ci sono naturalmente i premi speciali che premieremo, che consegneremo questa sera. I migliori del calcio dilettanti, le nostre categorie speciali. E partiamo dalla rivelazione. Sarà uno dei nostri ospiti della serata a consegnare questo premio. È piemontese, ma è nato in Friuli. In questa terra è stato e resterà sempre una bandiera bianconera, un numero 334, che fino a qualche mese fa voleva dire record di presenze con l'Udinese, superato solo da un certo Totò Di Natale. A Udine ha conquistato la nazionale e oggi allena gli azzurri di Lega Pro. A premiare la rivelazione dei dilettanti sarà Valerio Bertotto. Prego Valerio. Prima di consegnare il premio vorrei un saluto. Ti posso chiedere un giudizio sulla partita di ieri? Possiamo? Quale? Italia-Costa Rica. Non l'ho vista. Ah, ok, va bene, benissimo. Tu pensi ai tuoi azzurrini e fai bene. C'è già troppe nazionali da guardare. Quali sono i prossimi impegni? Un po' di vacanza magari? Ci sta, va benissimo. No, un po' di vacanza perché è stata una stagione bella, ricca, pesante. Faccio i complimenti al Pordenone, finalmente riuscirò ad attingere, spero, utilizzate i giovani. E così, lo farà sicuramente, è una delle eccellenze del Pordenone. Siamo pronti. Beh, che dire anche di queste giocate, Valerio? Non sono male queste dilettanti? No, ho visto dei bellissimi gol, ho visto della gente che mette passione, voglia, determinazione, ma il calcio alla fine è questo. Se ci manca questo a tutti i livelli diventa difficile, quindi complimenti a quelli che hanno ottenuto dei grossi risultati. Funziona così, ci sono 3 nomination, tutti saranno premiati e noi ve li descriviamo con una clip rapida che racconta quali sono i giocatori e come sono stati scelti. Valerio, ti chiedo naturalmente di avvicinarti come nella postazione video e allora noi ci guardiamo la clip dedicata al giocatore rivelazione. Andiamo con le luci. – 16 gol in campionato. Insieme a Favero è uno dei segreti del 30°. Inizia a Tolmezzo in Coppa con un tiro a giro che ripeterà, migliorandolo ancora in campionato. Colleziona giocate d'artista, vedi anche la perla contro il Charlie Smuzzane. L'eccellenza ha trovato un bomber e un talento. Nomination per Denis Balzano. Classe 1985, arriva da un brutto infortunio, fuori una stagione, ma da Pieve crede in lui e lui cosa fa? Risponde con giocate d'autore. Una perla al Cordenons, una rovesciata d'applausi contro il Sesto Bagnarola. Somma le prodezze e il Porcia, anche grazie a lui ad un certo punto della stagione si è permesso di sognare. Ma questa stagione per Luca non è un sogno, è una realtà ed è una di quelle stagioni che non si dimentica. Nomination per Luca Sirigu. Esploso a Caporiacco in promozione, torna a far parlare di sé in eccellenza, dopo essere rimasto nell'ombra in Serie D col Crash. Con 13 gol trascina la Virtus Corno ad un risultato eccezionale. Potenza e tecnica. Se continuerà così in questa categoria sarà un top player e forse, chissà, potrà riprovare più in alto. Con stagioni così nulla è precluso. Nomination per Cristian Zucchiatti. Questo è l'Albo d'Oro, le rivelazioni delle ultime 3 edizioni. Alberti, Fontanafredda, Nardi, San Daniele, Paciulli, al tempo dell'Azzanese. Vedevo Lovisa che prendeva qualche appunto in qualche giocata, molto interessato l'ho visto, per qualche giocatore. Bene, direi di svelare a questo punto, lascio Valerio, consegniamo il premio a Valerio perché è pronto naturalmente per cederlo a chi ha vinto questo premio, però prima sul palco noi vogliamo i 3 giocatori rivelazione perché tutti avranno il loro omaggio. E allora sul palco
Balzano, Sirigu e Zucchiatti. Prego ragazzi. Siamo vicini a Valerio Bertotto, buonasera. Eccoli qua. Poi chi vincerà dovrà semplicemente fare un passo avanti e poi naturalmente Valerio Bertotto consegnerà il premio. Chiedo alla regia di Francesco Zilli allora di far partire il contributo che è rapidissimo. Come si va a completare la rivelazione della stagione? Loro tre sono i 3 giocatori di rivelazione. Denis Balzano! Denis Balzano nel 13°, 16 gol, poteva diventare anche capocannoniere. Grandissima stagione, che giocate. Però, foto tutti insieme e l'omaggio, la targa per la nomination a Luca Sirigu, fantastica annata con il Porcia, lo avete visto, e Cristian Zucchiatti consegna la nostra Emily. Ragazzi, avvicinatevi, siete voi le 3 rivelazioni, una bella foto con mister Valerio Bertotto, i 3 giocatori rivelazione del calcio dilettanti. Grazie ragazzi. Ti chiedo di restare ancora un attimo Valerio. Zucchiatti ha provato a vincere anche quest'anno il titolo di miglior gol del Messaggero Veneto. Quest'anno non ce l'hai fatta, però sei stato bravissimo, grande stagione, complimenti. Adesso noi premieremo chi ti è riuscito a battere in queste fasi finali. Grazie Cristian. Eh sì, perché noi ogni settimana sul sito del Messaggero Veneto abbiamo proposto i 5 gol più belli della giornata, no? Uno li poteva vedere, li poteva votare, poi sul web naturalmente amici e amiche votano e si sommano naturalmente i click. Alla fine abbiamo fatto questa formula, ottavi di finale, quarti, semifinale, finale sono stati inondati i computer con più di 2000 voti, ha vinto un giocatore della Gemonese. Possiamo far partire il video che vediamo qual è il miglior gol del Messaggero Veneto? Eccolo qua, domani naturalmente o lunedì credo ci sarà anche la foto di questa promozione, di questa premiazione nel giornale, nel quotidiano regionale. Ecco Pignata, sempre Virtus Corno quest'anno, c'è dappertutto, va via e poi con un destro dal limite dell'area la mette all'angolino e diventa imprendibile. E allora per il numero 10, in questo caso della Gemonese che di solito è Giuliano Odri, Michele Pignata, il miglior gol del Messaggero Veneto, premia proprio per noi Valerio Bertotto. Michele Pignata, eccolo qua, grande giocata ed è lui a fare compagnia proprio a Zucchiatti che aveva vinto 2 stagioni fa e al premio dell'anno scorso vinto da Simone Motta quando giocava a Flumignano. Complimenti Michele Pignata. Prima di continuare, non era il 10? No, ero il 15. Ok, era il 15, va bene. Non era neanche lui. Avete sbagliato. Valerio, ti chiedo una cosa, in questa stagione di Lega Pro hai notato qualcuno della Virtus Entella? Sì, ce n'avevo un po' di giocatori della Virtus Entella. Era fuori portata Paroni, Andrea, il portiere, quindi per te, no? Sì, per il momento sì. Per il momento sì, però insomma è uno dei friulani che quest'anno può raccontarci una bella storia. Allora adesso proprio parliamo di un giocatore che ha vinto questa categoria. Ringrazio ancora Valerio Bertotto per la sua presenza. Grazie davvero a Valerio. Un grande della storia bianconera, un grande del calcio italiano questa sera qua al Cursal per voi, per i dilettanti. E allora continuiamo premiando, in questo caso premieremo il portiere, l'ho già annunciato in pratica. È un altro friulano entrato nel mondo del professionismo. Lui è di Bertiolo ed è diventato un simbolo della Chiavari calcistica. Portiere, sempre titolare da 6 anni con la Virtus Entella. Ha iniziato, pensate, in Serie D e quest'anno ha festeggiato la promozione in Serie B. Speriamo che un altro salto arrivi presto. Premierà il miglior portiere Andrea Paroni, Virtus Entella, un altro friulano protagonista nel calcio che conta. Ciao Andrea. Grazie per essere con noi, secondo anno consecutivo. Prego Emily, un intervento lo chiedo anche tu perché insomma hai vinto una categoria difficilissima. Cosa ti senti di dire al Pordenone che quest'anno fra poco andrà ad affrontarla? Sì, innanzitutto buonasera, faccio i complimenti anch'io al Pordenone per quanto fatto quest'anno. Sarà anche con questa riforma un campionato durissimo, secondo me, sarà una sorta di seconda Serie B con tante piazze importanti, però aver riportato una città come Pordenone e un'altra squadra
friulana nel professionismo, è stato davvero importante, quindi speriamo che potrà essere una stagione importante per il Friuli, per Pordenone, e un grosso in bocca al lupo. E speriamo che sia una grande stagione anche per te. Speriamo. In Serie B. Speriamo. Insomma, quanta emozione questa stagione. Molto, molto emozionante, un traguardo quasi impensabile per una realtà come Chiavari, però ci siamo riusciti con un campionato fantastico. Sì. Beh, insomma, portieri friulani ce ne sono, quest'anno abbiamo avuto il grande esempio. L'Udinese ci ha prodotto un talento friulano come Scuffetti, insomma, quindi è stato davvero un bell'anno per il movimento. Andrea, dobbiamo vedere la clip dedicata al miglior portiere. Allora, vediamo quali sono i 3 nominati questa sera qui al Cursal, al meglio del calcio dilettanti. Vediamo. Inizia a Carlino, finisce a Manzano, ma la sostanza non cambia. Lui sa sempre farsi trovare pronto. Altra stagione vissuta da protagonista per questo portiere che anno dopo anno resta sempre tra i più validi e affidabili della nostra regione. Porta a Manzano punti salvezza e colleziona parate d'antologia, come a Gemona. Con lui lo spettacolo è tra i pali. Nomination per Raffaele Clemente. Potrebbe giocare in categoria superiore, ma ha scelto di giocare in promozione, a casa sua, a Tor Viscosa. 11 soli gol subiti fanno di lui il portiere meno battuto della regione, confermandolo tra i più affidabili dell'intero panorama. Rendimento costante, parate belle e decisive. A Tor Viscosa sapranno tenerselo stretto, perché da una sicurezza come lui ripartirà la caccia all'eccellenza. Nomination per Nicolas Buso. A chi diceva che aveva perso lo smalto di quando anni fa aveva calcato palcoscenici importanti, ha risposto con una stagione di tanta solidità e sicurezza per un intero reparto. Se a Gemona la salvezza è arrivata in anticipo, parte del merito è anche suo e delle sue parate. In questa stagione abbiamo rivisto un grande portiere. Nomination per Omar Tusini. E questa è l'Albornoz. Clemente vuole fare il bis, già vinto la prima stagione, poi Pugliatti e l'anno scorso proprio su questo palco Enrico Bon. Sul palco del Cursal premierà Andrea Paroni, i 3 migliori portieri della stagione dei dilettanti. Prego, Raffaele Clemente, Nicolas Buso e Omar Tusini. Dove sono? Raffaele Clemente c'è, Nicolas Buso, Omar Tusini, c'è sicuramente qualche rappresentante della Gemonese e consegnerò naturalmente in caso a questo il premio eventuale di Omar Tusini. Vi consiglio, un rappresentante c'è, vedo abbronzatissimo Pino Cortiula, quindi al limite c'è anche, ok, va bene, Fornasiere. Pino Cortiula non è più l'allenatore della Gemonese, ma fino a prova contraria è stato il suo allenatore, quindi userò lui, diciamo così. Anzi, vi consiglio, Gemona, Clemente fa quelle parate pazzesche, vi consiglio su YouTube di sentire Pino Cortiula, il giudizio tecnico che è andato su di lui. Non possiamo ripeterlo, no? Okay. Però anche quello ha fatto tante visualizzazioni sul web, anzi vi svelo anche un'altra chicca, alla fine serata, la sigla finale, abbiamo raccolto tutti i momenti divertenti della stagione di A Tutto Campo e di FVG Sport Channel. Bene, il premio lo consegnerà Andrea Paroni, abbiamo i 2 rappresentanti, vedremo chi sarà. A questo punto, se sarà Omar Tusini naturalmente, vedremo di consegnarlo dopo. Andiamo a scoprire. Il miglior portiere della stagione dilettantistica è Nicolas Buso. Premio per Raffaele Clemente. Voleva fare il bis, Clemente, però insomma Nicolas Buso, una grandissima stagione, 11 soli gol subiti e poi questo signore qua ha in pratica con le sue parate salvato la Manzanese. Sono 2 grandissimi portieri premiati da un altro grande del ruolo. Complimenti ragazzi. Andrea, devo vedere una cosa con te, perché ultimo sforzo che chiedo a questa platea, sempre col telefonino, dai, gli ultimi centesimi che ci sono rimasti, no?
andiamo a votare, anche questo molti lo avranno fatto sotto dove abbiamo vestito la TV, vi abbiamo fatto vedere le 3 migliori parate del calcio dilettanti. Ecco, chi non ha ancora votato, vi prego, andiamo a sceglierla insieme, questa parata, questo miglior gesto. E allora, FVG Sport Channel premierà la miglior parata della stagione, se la giocano Luca Peruc, Chions, punizione del San Luigi, e questo va, vola fil di palo e la mette in angolo, un grandissimo gesto atletico. Attenzione per il Sinotto, Porcia, rovesciata da dentro l'area, e qui ci vuole un grande riflesso perché deve andare a toglierla, perché è sotto la traversa questa palla, e lui ha il riflesso giusto, vola davvero per il Sinotto. Attenzione a Cicutti, e qua devi avere uno scatto poderoso, perché quel pallone gli passa lì, ha un rimbalzo strano e la toglie, la graffia proprio e la toglie dalla porta. 3 parate magiche anche queste, insomma. Le avete viste? Io chiedo ad Andrea Paroni di scegliere, ecco qua il microfono, di darci anche un suo giudizio. Chi non ha ancora votato, ecco il numero, 393-9433-762, chi non l'ha fatto può dare il suo giudizio, insomma. Qualcuno spero abbia già lanciato il messaggio. 3 parate difficilissime, devo dire che con Alessandro Cicutti ci ho anche giocato anni fa assieme, e credo sì di dare la mia preferenza alla sua parata, è stata molto molto difficile. Andrea Paroni, sceglie Cicutti. Grazie Andrea, grazie per essere stato con noi in questa serata che continua con le premiazioni. Noi vogliamo naturalmente omaggiare, oltre ai giocatori affermati, fra poco premieremo il miglior giocatore, c'è una sorpresa, c'è un riconoscimento, ci sono ancora un paio di riconoscimenti particolari che abbiamo pensato in questa stagione. Naturalmente però è giusto premiare il miglior giovane della stagione. Per farlo chiamo sul palco quello che è un po' il rappresentante del movimento giovanile ed è responsabile delle rappresentative del Friuli Venezia Giulia, è un grande allenatore ma è anche un grande amico, Gabriele Peccile. Put your flags up in the sky. Ciao Gabri. Beh, insomma, chi meglio di lui può dirci come sta il movimento giovanile in Friuli Venezia Giulia? Beh, direi bene. I ragazzi sì, lo dimostrano. Dopo tocca a loro, ma glielo regalate un applauso ai ragazzi dei giovanissimi del Friuli Venezia Giulia che sono qua questa sera, sono in scenografia insieme al Pordenone e sono sul palco. Sono in platea insieme a Mister Vacca, c'è anche il Mister e ringrazio Massai degli allievi, davvero ancora una volta tutto lo staff federale si dimostra vicino a FVG Sport Channel, grazie di cuore. E tocca premiare il miglior giovane, insomma, tu qualcuno lo hai visto all'opera, andiamo a controllare la clip, Gabriele, poi mi dirai se abbiamo scelto bene. Il miglior giovane, le nomination. Quando sta bene è un valore aggiunto degli SM Gradisca di Franti. Dimostra qualità e concretezza, 8 gol in stagione, mette la sua firma pesante in partite come Manzano e Chions. Ormai è diventato un giocatore di assoluta affidabilità per l'eccellenza e forse non abbiamo ancora visto tutto. Nomination per Julian Campanella. In un Flaibano che è in promozione si scopre grande lui e la giovane promessa ampiamente mantenuta. Inizia la stagione in Coppa con un gol da copertina e continua a fare magie durante la stagione. Si prende il numero 10 e lo porta con stile ed eleganza. Nomination per Federico Pinzano. Vince un campionato da protagonista con i suoi 11 gol. Un centrocampista che vede la porta, bravo nei movimenti, perfetti i suoi inserimenti. Non a caso, dove c'è un pallone in questa stagione, c'è il numero 7 rossonero. Nomination per Marco Facca. Guardate, la cosa più bella è quando vedete un gesto e voi lo applaudite, perché quello che qua può parlare, può dire quello che vuole alla fine, però parlano le immagini e questo è il più grande traguardo che noi abbiamo raggiunto e sono felicissimo di questo. Beh, insomma, a sentire anche gli applausi abbiamo scelto abbastanza bene, Gabri. Sì, direi di sì. Direi di sì. Facca, lo hai visto anche all'opera proprio con la tua rappresentativa. Sì, anche in quella... Campanella lo scorso anche anno. Campanella, quindi li conosci molto bene. E allora, i 3 migliori giovani sul palco del Cursal, prego! Facca, Campanella e Pinzano.
Chris Comelli ci regala Notti Magiche, speriamo Chris siano davvero. Sono nati tutti dopo di questa canzone. Penso di sì, Una campanella, Marco Facca, Federico Pinzano. Allora, mettetevi bene in linea, Gabriele Peccele vicino a voi. Noi adesso lasciamo il premio, Emily, al mister della rappresentativa juniores e coordinatore Francesco Zilli. In regia ci svela chi tra questi tre è il miglior giovane dei dilettanti. Marco Facca! Una stagione da protagonista, questo ragazzo ha vinto l'eccellenza facendo la differenza. Il premio però sono stati applauditi Giulian Campanella e Federico Pinzano perché abbiamo visto le loro splendide giocate e allora li ringrazio e gli lascio rientrare a posto. Grazie ragazzi, complimenti ancora e grazie a mister Gabriele Peccile. Nuovo ristorante Antica Osteria ai Tubi. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just Antica Osteria ai Tubi, ristorante e wine bar. A Palazzolo dello Stella, via Nazionale 59. Per info e prenotazioni 0431 58 041. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e i prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Coniglio Natura, il coniglio friulano allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora e per saperne di più visita il sito www.coniglionatura.com, un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Imper Cold Systems, dal 1981 sul mercato italiano ed estero. Imper a Staranzano realizza celle frigorifere, dispone di 2 unità produttive attrezzate alla realizzazione di diverse tipologie. Tecnici esperti, risposte rapide ed ottimali per risolvere tutti i problemi di spazio e di misura che i clienti pongono. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia. Un'impresa legata al territorio, veste l'intero settore giovanile dell'Unione Fincantieri Monfalcone. Dal 1981 Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia Deledda a Staranzano. Calcio giovanile. Noi anche questo abbiamo voluto omaggiare, anche questo settore, perché è importantissimo. Adesso la nostra Emily consegnerà il premio ai rappresentanti delle 3 squadre che hanno vinto i campionati regionali. Perché? Vi dico una cosa, molti ci chiedono perché non fate il calcio giovanile? Perché, signori, è difficilissimo, ci vuole un impegno clamoroso. La butto qua, magari ne parliamo, Presidente Toffoletto, un bel progetto anche televisivo sul calcio giovanile, ci terrei tanto a farlo. Ne parleremo, però nel frattempo una cosa l'abbiamo fatta, abbiamo le immagini di tutte le squadre vincitrici, anche in questo caso. E allora partiamo dalla categoria juniores, premia la nostra Emily. Il San Luigi vince juniores regionali. Chiedo ad un rappresentante
bianco-verde di ritirare il premio per il San Luigi. È l'ultima targa, scusa Emily, è l'ultima targa che vedi e poi consegneremo anche il San Luigi, l'offerta di Dodo Sport. Buonasera, il mister del San Luigi, ecco qua. Il San Luigi, prego mister, guadagni il centro del palco e lei è il protagonista. In finale con la Manzanese vince 3-1 con i gol di Giovannini, Veronese e Cigliani. Li stiamo proprio vedendo in questa copertura. Il presidente Peruzzo è felice e il mister Rocco Quagliarello ha portato alla vittoria il San Luigi Juniores regionali con tanti talenti come da tradizione del San Luigi. Grazie mister! Beh insomma, e quando si vanno in queste categorie allievi giovanissimi, potete già immaginare. Categoria allievi, il mister è Massimo Mian, la vince questa categoria regionale. Il Pordenone. Abbiamo mi pare un rappresentante del Pordenone. Posso chiamare sul palco Giancarlo Migliorini? C'è Giancarlo Migliorini? Eccolo, si è nascosto. Perché? Adesso è il direttore generale del Pordenone, ma questo signore, insieme al presidente Lovisa, è partito da lì, ha lavorato tanto sul settore giovanile e hanno centrato risultati. Grazie Giancarlo e complimenti anche a te, altro personaggio importante di questa dirigenza che abbiamo nominato. Giancarlo Migliorini, lascio a te questo premio. Grazie Giancarlo. I gol di Savio abbiamo visto in copertura, un bomber, un giovane rivelazione davvero. Categoria giovanissimi. Fatemi partire la clip della Sacilese perché è la prima cosa che voglio vedere, perché poi mi dà l'aggancio all'altro grande evento di questa serata. Stiamo parlando di giovanissimi, attenzione, questa è una partita decisiva, Sacilese e Pordenone, derby nei giovanissimi, non parlo di derby stasera però vediamo se riesco a farvelo vedere e farvelo notare. Guardate questo ragazzo che si chiama De Anna cosa fa, per dire il talento che ha questa squadra, la Sacilese. No, qui siamo ancora sulle azioni, ma fra poco ci sarà la giocata decisiva a Pordenone. Nella Sacilese ci sono giocatori come De Anna e Sibilia che è proprio un neoacquisto del Genova, quindi pensate un po' che giocatori. Eccola qua, questa qua volevo, è arrivata in ritardo. Queste sono le giocate della Sacilese. Chiamo sul palco un rappresentante della società biancorossa, penso che viene Sibilia. Abbiamo uno proprio dei giovanissimi della Sacilese, ecco qua, un grande applauso. Ho detto giusto che non ricordo bene, Sibilia? No, ricordami. Nadal, ecco, ho sbagliato, perdonatemi. Riceve il premio un giocatore ed è una bella cosa che lo riceva proprio un protagonista. Il mister Claudio Torres vince i regionali e fa molto bene anche nella fase triveneta. Grazie. I premi alle categorie giovanili e adesso ci avviciniamo sempre più al momento clou, quando premieremo il miglior giocatore, quando vi faremo vedere le ultime immagini belle, decisive di questa stagione dei dilettanti. C'è un passaggio però, parliamo di calcio giovanile, arriva fine marzo, primi di aprile e arriva il torneo delle regioni. Raccontarlo come vi abbiamo detto già è stato fantastico, diretta dal mattino fino alla sera, diretta al mattino di una partita e diretta al pomeriggio una trasmissione serale, per noi un'avventura fantastica. E devo dire che per fare questa avventura bisogna avere un gruppo di lavoro fantastico e una TV che ha un entusiasmo così. Mi fate un applauso alla struttura FVG Sport Channel? Perché io provo a metterci qualche idea, ma deve esserci, ma ci arriverà dopo, deve esserci una persona che mi ascolta, perché trovare nel mondo persone che ascoltano le idee è difficile. Ho avuto la fortuna di incontrarlo. Le tue poi. E poi hai capito? Non è facile. Bella Cristi, non ti sentivo da un po', avevo bisogno. Se tutto va bene io non intervengo, quindi vai pure. Quindi sta andando bene, dici tu, avrei bisogno di un prosecco, arriviamo anche a oltre 600 euro di SMS per te. Insomma, va bene, grazie, ringrazio tutti. È stato un grande momento, lo riviviamo così, riviviamo la vittoria dei giovanissimi al torneo delle regioni a Marano. Il video.
Friuli, te lo sta chiedendo la tua gente e questo è il momento. Come 2 anni fa a Scanzano Ionico, ragazzi, fatevi portare in alto dal vento. Il gol del vantaggio, ha segnato forte. Kosovel lo cerca proprio forte, ci mette il timbro e spedisce il Friuli Venezia Giulia sempre più vicino al tricolore. Ma resta lì, si piglia e finisce qui. Guarda il cronometro e allora aggiornate gli almanacchi perché il Friuli Venezia Giulia vince ancora il titolo di campione d'Italia dei giovanissimi. Campioni d'Italia, il vostro applauso è stato bellissimo. Lo avete visto, è stato un calcio emozionante, fatto di gioco e abbracci. E non è da poco, tutte quelle immagini non le abbiamo scelte a caso, perché questa era una squadra, era un gruppo e qui ci vuole un allenatore che deve essere non solo un bravo allenatore, ma deve essere anche un bravo maestro, lo definirei così. Vorrei che sul palco per premiarlo ci fosse la massima autorità calcistica che abbiamo qui in sala stasera, il consigliere federale Renzo Burelli. Tocca a lui. Buonasera. Buonasera Burelli. Tocca a lui consegnare questo premio. Facciamo rapidamente un saluto a questi ragazzi, insomma, penso che lei sia abbastanza orgoglioso. Orgogliosissimo, è stata un'emozione incredibile. Ho avuto anche la fortuna di essere sul campo a premiarli io. È veramente, ormai è una tradizione che il Friuli Venezia Giulia nei giovanissimi vinca. Comunque bisogna ringraziare tutto lo staff, bisogna ringraziare anche di cuore tutti i dirigenti delle società che fanno un lavoro straordinario. Siete sempre nel mio cuore perché siete veramente bravi. Viva i dirigenti del calcio dilettantistico del Friuli Venezia Giulia. Aggiungo una cosa. Quando sui giornali si legge che ci sono problemi in società come San Daniele, ci sono certi dirigenti, lo dico perché per me è un grande dirigente, come Maurizio Rocco che lascia, voi che, è un appello, consigliere federale, io farei subito in modo che dirigenti così non lasciano il calcio dilettanti, lui come tanti altri, perché se perdiamo questi pezzi diventa difficilissimo. Era un appendice al suo discorso importante, però non voglio soffermarmi, ci vorrebbe una trasmissione intera. Voglio su questo palco, come ho detto, un maestro, un bravo allenatore ed è il mister dei giovanissimi campioni d'Italia, Giuseppe Vacca. Ecco, questo lo tengo io, Presidente. Ecco, questo è un omaggio che poi noi consegneremo a tutti i ragazzi, perché FVG Sport Channel, insieme alla Federcalcio, ha creato i DVD di tutte le partite e tutti i ragazzi potranno, quando vogliono, fra tanti anni, rivedersi questi bei momenti. Ringrazio il consigliere federale Renzo Burelli, voglio un saluto. Grazie Presidente. Lavora a Fagagna e anche pezzi di Gabriele di Fagagna. Tutti di Fagagna, non è un caso Burelli, no? Voglio però una parola, mister Vacca, insomma, anche stasera bello rivedere quelle immagini. Bellissime, emozionanti e io ritiro questo premio, sì lo ritiro io, però il merito è di tutti questi ragazzi che sono qua e di quelli che hanno collaborato con me. Quindi grazie veramente a tutti per queste belle emozioni. Complimenti mister, Grazie. Veramente complimenti. Grazie. Bene ragazzi, voi sicuramente avete adesso vinto questo titolo, chissà quale sarà la vostra carriera. Noi speriamo sia bella e luminosa, come a tanti giocatori friulani è accaduto, che con tenacia, umiltà e voglia di lavorare sono arrivati fin lassù. Ed è proprio questo ragazzo che stasera è con noi, rappresenta un po' questo, e premierà il miglior giocatore del calcio dilettanti. Cresciuto come tanti, perché è vero, nella scuola del Donatello, arrivato dove riescono ad arrivare in pochissimi,
e tutti vorrebbero naturalmente, dalla provincia al Milan, passando per un'altra grande università del calcio, quell'Atalanta che lo ha fatto esplodere. Oggi, dopo aver giocato anche in Scozia, fa la fortuna del Verona, di Mandorlini, premierà il miglior giocatore Massimo Donati. Too many days have gone by, but so far nothing has changed. My memories are Massimo, intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Niente, grazie a voi. Hai sbagliato anche stavolta una cosa, perché io sono cresciuto nel Sedegliano innanzitutto, che è il mio paese, e quindi ho iniziato da lì, ecco. Beh, è giusto. E anche da lì che... È tutta colpa di Paolini, però, che Sì. non ho sbagliato praticamente questo niente. Lo so, lui tu l'hai detto e quindi io con te me la prendo. Ok, va bene, perfetto. No, comunque col Sedegliano ho iniziato a prendermi le prime soddisfazioni, perché lì ho vinto il campionato provinciale, poi anche regionale, fin dai pulcini, ecco. Poi sono passato appunto al Donatello, all'Ancona, al Donatello, per poi partire. E riguardo alle ultime immagini, anch'io ho avuto la fortuna di vincere col Friuli Venezia Giulia un torneo, e è ancora oggi uno dei momenti che ricordo con più felicità e più gioia, perché quando sei un ragazzo come quelli che ho visto prima sono dietro di me, è un sogno vincere a tutte le categorie, ad ogni età. Però lì a questa età ti rendi conto che vincere è bello, diventare grandi è bello cercare di inseguire un sogno che non è facile raggiungere, Certo. ma neanche impossibile. L'importante è avere tenacia, avere tanta passione soprattutto, e anche se adesso sembro un papà di questi ragazzi, deve essere sempre seguito dallo studio e dall'educazione, che sono le fondamenta per arrivare a giocare a grandi livelli. Poi ci vuole anche tanta fortuna, che Ci vuole, serve immagino. sicuramente. Però credo che Donati, da come ha parlato, ha girato tanto, è andato in Scozia, forse arriva proprio dalla Scozia stasera, però le radici ce l'ha nel cuore e contano, mi pare di capire. Sì, sicuramente, per quello che ti ho detto subito che sono di Sedegliano e che devi iniziare. Giustamente, hai fatto bene. Allora, vieni un attimo qua che ci guardiamo la clip del miglior giocatore. Spero di aver fatto tutto giusto lì. La clip del miglior giocatore. Praticamente universale in questa eccellenza. Fa il difensore, il centrocampista, l'attaccante. Siamo convinti possa fare anche il portiere, risultando sempre, comunque, il migliore. Battute a parte, la sua duttilità è figlia di doti tecniche e tattiche che sono difficilmente riscontrabili in altri in questa categoria. Nomination per Lukas Petic. Se ti piace vincere facile, prendi lui. Quarto campionato consecutivo vinto. Sigla un gol che pesa tantissimo a Carlino. In un match senza soluzione, lui la trova di testa. La sua intelligenza tattica, la sua esperienza risulteranno fattori determinanti per la promozione in Serie D del Fontana Fredda. Nomination per Daniele Visintin. 213 presenze e uno scudetto vinto nella massima serie slovena. Anche una presenza in Champions League, 4 in Europa League e 8 nella nazionale Under 21 slovena. Poi l'approdo in Italia al Perugia di Serse Cosmi. Atterra in promozione un marziano e il Vesna con lui è tanta roba. Il suo sinistro disegna geometrie di altra categoria. Prende per mano la squadra, diventa il faro capace di illuminare la via del ritorno in eccellenza. Nomination per Sasa Bozicic. E noi ritorniamo al centro, a metà campo. Andreolla vinse il primo premio, poi Gregorutti e poi l'anno scorso Totò a Campora. Insomma, ho detto un dato, prima ho detto 4 campionati vinti, adesso ho paura. Speriamo sia vero a questo punto, perché 4 campionati vinti sono davvero, davvero tanti. E allora premierà Massimo Donati, il miglior giocatore del calcio dilettanti, sul palco i 3 nominati. Visintin, lo vedo che è già il primo ad alzarsi, e poi Sasa Bozicic, e infine arriva Visintin, Bozicic, non c'è Bozicic, Presidente, prego.
Abbiamo il presidente del Vesna perché purtroppo ha avuto un problema importante e quindi non poteva esserci. Luka Spetic, eccolo qua. Luka Spetic, buonasera. Mettiamoli qua un attimo, sarà il presidente in caso di tirare il premio di Sasa Bozicic. Una cosa, Luka Spetic è un grande giocatore, però c'è da dire che il Kras è stata una grande squadra, perché vincere i playoff nazionali non è facile. Complimenti al Kras e complimenti al mister giocatore Arcaba, che forse anche dovrebbe esserci da qualche parte. Comunque davvero complimenti. E allora prendiamo sempre più il centro del palco perché adesso sarà Donati a consegnare il premio al miglior giocatore. Abbiamo detto giusto, vi siete in 4? 4 consecutivi, abbiamo detto giusto. Il premio di miglior giocatore del calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia va Daniele Visintin. Foto prego con Massimo Donati, non è niente male. Chiedo a tutti e tre però di posizionarsi perché c'è il premio poi per Luka Spetic e Sasa Bozicic naturalmente come nominati a miglior giocatore calcio dilettanti. 3 grandi nomination, ritira il presidente per Bozicic e vince un difensore per la prima volta nella giovane storia di questo premio. Li ringrazio e possono naturalmente tornare a posto. È un grande applauso per Massimo Donati che è stato con noi questa sera al meglio del calcio dilettanti. Sul palco in questo momento, perché dobbiamo chiudere con l'ultima squadra da premiare e poi andremo con gli ultimi premi speciali, ci avviciniamo ormai alla fine, poi scatta buffet, pasta per tutti e la serata. Quest'anno abbiamo anticipato, abbiamo scelto le 18:30 per poi permettere a chiunque di continuare e fare festa qua a Lignano, meglio qua se restate naturalmente. Andiamo avanti, premia la squadra d'eccellenza, voglio sul palco anche per un saluto istituzionale, il presidente della Federcalcio regionale Gianni Toffoletto. Buonasera Presidente. Prego Presidente, il saluto. Una cortesia il prossimo anno, la Coppa Regione me la fa verso la TV la premiazione perché ho bisogno per ragioni tecniche. Era un'idea, abbiamo capito che era sbagliata. Grazie. Presidente, prego il saluto a questa platea del calcio dilettanti, davvero lo dico con orgoglio, sono in tanti. Sì, io sono accompagnato anche dai componenti del Consiglio direttivo, ringrazio tutti per la partecipazione e soprattutto ai premiati, le congratulazioni del Comitato regionale. Prendo l'occasione Massimo, anche perché poi noi abbiamo avuto la manifestazione più importante in Regione, per ringraziare in primis la Regione, nella persona del dottor Borzanello, per il supporto importante che ha dato al Comitato regionale e credo poi anche l'Udinese per il supporto quotidiano che ci dà nell'interesse delle società del Friuli Venezia Giulia. La clip dedicata al Fontana Fredda la guardiamo insieme al Presidente Toffoletto, vediamo qualche giocata perché adesso premieremo. Eccola qua, la Serie D, è indimenticabile perché è dedicata ad una grande Presidente, Giovanna Pivetta, che ci ha lasciato un anno fa e a lei è dedicata questa Serie D indimenticabile. Tonizzo da fermo, non ne sbaglia una. Piccolo para tutto ed è un grandissimo portiere. Ci sono i signori come Maudus che non smettono di stupire. Le giocate dei giovani, Grotto, Alcantara, guardate questo gol a Manzano, è un mix che funziona al Fontana Fredda. Facca lo abbiamo visto, lo abbiamo premiato prima, poi c'è l'esperienza di Maurizio De Pieri, che è un altro grande del calcio dilettanti, che questo premio, il premio di miglior allenatore, l'ha già vinto. E Serie D, allora, per il Fontana Fredda. Emily consegna a Gianni Toffoletto, presidente della FIGC, riceve il Fontana Fredda sul palco, il nuovo presidente dei rossoneri. Vi chiedo sempre di stare il più centrali possibili, prego. Ho visto naturalmente anche il mister De Pieri e davvero ancora grandi complimenti e foto di rito a questo Fontana Fredda. Ma non avevi detto che non doveva vincere il Fontana Fredda? Non mi ha neanche lasciato dire i dati che mi ero ricordato a memoria del Fontana Fredda. È vero. Gli diciamo, allora, guarda come a 3 punti dal Kras, chiude ovviamente, 64 punti in campionato, 19 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, miglior difesa dell'eccellenza insieme al Chions con 26 gol subiti e 50 gol fatti. Questi sono bei dati.
Grazie Presidente, grazie anche al numero 1 rossonero. È vero Press, dicevo che il Fontana Fredda non voleva vincere e ho detto un'altra cosa sbagliata e c'è poco da fare. Complimenti ai rossoneri, è una Serie D indimenticabile. Restituisco per un attimo il microfono a Emily, perché noi abbiamo pensato a un premio speciale, a un riconoscimento speciale. Ci sono squadre che festeggiano la promozione, ci sono altre squadre che purtroppo devono scendere di categoria. È successo a Monfalcone quest'anno purtroppo, Serie D per un anno e retrocessione. Fatemi partire le immagini, perché a Monfalcone, anche se è stata una stagione difficile, c'erano questi signori qua. E non voglio essere retorico, nel calcio i tifosi in questo momento non stanno attraversando un bel periodo, ma questo è il modo di essere tifosi. Ogni trasferta al seguito, per bere un buon bicchiere, per mangiare insieme e per tifare, ma veramente, e applaudire, perché questa squadra l'ultima giornata retrocede, va a applaudire i suoi giocatori e anche gli avversari che si sono salvati. E io penso che quando dei tifosi si comportano così è giusto anche a loro dedicare un premio. E allora chiamo sul palco e lo voglio consegnare personalmente i tifosi del Monfalcone, dell'Unione Fincantieri Monfalcone, per ritirare questo premio che è dedicato a loro. Esempio di correttezza su tutti i campi della Serie D. La vostra allegria, il vostro modo di vivere il calcio vi rendono unici. Tra una ciantada e un bicer e un canto rendete le domeniche speciali. Grazie ragazzi. C'è naturalmente il Presidente Bolzonello, il Presidente Lovisa che dicono grazie Monfalcone, no? Guai se no. Grazie ai tifosi dell'UFM e grazie anche per quello sgambetto decisivo al Marano che ci permette stasera. L'assessor all'euforia, come l'euforia della bisaccheria, no? Rapidissimo, sentiamo intervento istituzionale. Tinit, buonasera a tutti. Mi chiamo Fabio Venuti, sono uno degli amici di questo gruppo che ha costituito il Furgone delle Meraviglie, che non era meraviglioso il furgone per se stesso, per le prestazioni, ma bensì il gruppo all'interno del furgone stesso, no? Ecco perché vorrei aggiungere una cosa importante: facile vincere festeggiare solamente quando si vince. Nel caso nostro abbiamo voluto sdrammatizzare perché abbiamo seguito la squadra anche con trasferte di 500-700 km. Vi assicuro non è cosa da poco, no? Quando un po' troppo, però. Sì, voglio dire questo, una mia considerazione personale. Quando abbiamo esempi, soprattutto del calcio maggiore, Serie A, mi riferisco all'esempio della finale di Coppa Italia. Che è stata sospesa, certo. Lo sappiamo tutti quanti, si parla di accoltellamenti, di spranghe, cariche della polizia. Invece nel caso nostro, le nostre uniche armi erano costituite da un bicchiere di vino per tutti quanti. Grandissimo. E non è finita, vorrei aggiungere il prosciutto cotto cucinato nel pane con il creme, signori, un bijou veramente. Ecco, vi ringrazio dell'applauso, ma quello che ci rende particolarmente orgogliosi è che di conseguenza abbiamo trasformato... Ci fa venire fame, dobbiamo... A parte sì, sarò brevissimo. Dobbiamo chiudere. Concludo qui. No, ma ci tengo di precisare anche un aspetto, che in seguito a questo fatto che abbiamo trasformato ognuna delle 17 trasferte in una festa generale per tutti quanti, giocatori e tifosi di entrambe le squadre. Di conseguenza sono nati anche dei gemellaggi, dei riconoscimenti su... E ne parliamo la prossima stagione, però dobbiamo andare avanti. Vi ringrazio, molto gentili, buonasera. Grazie ai tifosi, grazie ai tifosi del Monfalcone. È che parlava di prosciutto cotto, a me sinceramente, mi vedete, viene fame, insomma, Chris, e ci avviciniamo alla fine e dobbiamo andare avanti perché si avvicina appunto il buffet, si avvicina la festa. Il più timido ti parla delle cose da mangiare, è fantastico. Esatto.
Però lui mi dà, i tifosi dell'UFM mi danno un aggancio, avevano un chiosco itinerante, noi invece giravamo la regione e davamo un giudizio al chiosco. Anche il miglior chiosco è un premio che merita di essere consegnato e che merita di essere analizzato con cura. E allora in questo clip, in questo video, c'è anche la nomination, i 3 chioschi migliori della stagione, ognuno un motivo diverso per cui è stato scelto dal sottoscritto, ma soprattutto da Gabriele Magrini. Vediamo. Siamo qui, noi soli, come un... Ma sì, tanta emozione cominciare da qua. Quanto conta la salamella nella vita? Beh, a Chions conta decisamente tanto. Ah, guarda, io proverei allora la specialità, hai detto un rosé, no? Allora proviamo questo rosé. Come questo qua, salsiccia avvolta nel pane, come si può definire? È un prodotto unico nel suo genere che non ho mai visto nei chioschi, ma solamente a Chions, ed è sublime. Però abbiamo cominciato da uno dei top per quanto riguarda la quantità di cibo, la qualità, l'ospitalità e tutto, quindi Massimo, io devo ricominciare da dove ho finito, quindi al chiosco di Chions io do 10. Quanto contano le cubiste nel chiosco? Beh, io direi che le cubiste contano a livello generale, ma soprattutto sono decisive qui a Bannia. Puntiamo a vincere, noi veramente puntiamo a vincere. Chiosco di Bannia è 10. Va ballato! Quanto conta il grigliaro nella vita? È fondamentale nella vita il grigliaro, perché senza di lui veramente non si potrebbero assaporare certi tipi di lecornie. Quanto conta Fagagna nella rubrica dei chioschi? La rubrica dei chioschi tantissimo. Per Magrini direi che è essenziale. Confermo il 10 a Fagagna, non potrebbe essere altro. Anche quest'anno a Fagagna si lotta per il titolo. Si lotta per il titolo, quindi complimenti alle ragazze al chiosco di Fagagna, e quindi lotteranno anche quest'anno per la riconferma. Sì, quanto conta Gabriele Magrini in un chiosco, la domanda sarebbe, e allora glielo chiediamo direttamente a lui che arriva, è appena andato a consegnare gelati in spiaggia ed è arrivato, adesso fa anche questo, lo vedete in formissima perché non beve, non mangia più. Allora, quanto gli costa andare in un chiosco Magrini anche? Perché... Poco. Ciao Gabriele. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Massimo. Bella la maglietta, sembra quando non prendi Rete 4 che ti fa quelle righe, bella Ma cosa dici? È molto estiva, molto estiva. Sei proprio per una serata di gala adatto, davvero, complimenti. Scusate il mio abbigliamento, ma ero a giocare una partita di tennis e quindi non potevo... Ma gioca solo... Allora, scusa, vieni qua, noi adesso, lui gioca a tennis, il chiosco non si impegna tantissimo. Vuoi già dare l'annuncio? Possiamo mettere una clip prima di Magrini? Ecco, me la prepari, perché noi Magrini vogliamo ricordare... Guarda che sensazioni ti dava al chiosco. Io voglio che tu... Intanto Alessio qua, ti vedo con quella fetta di salame, lei cosa intendi fare? Allora va assaggiato il famoso salame, Gabri. Cosa dici? Ma direi di sì a questo punto qua. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only Ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti. all night, and holding you seems right. Perhaps that's my reality. Hai capito? Guarda come la mangiavi, quella fetta di salame, dai. Si è visto palesemente che ero molto felice per Alessio che mangiava la... Esatto, non volevi prendere. Quindi No, mi raccomando, mai permesso. mi raccomando, non abbandonare i chioschi che hanno bisogno di te.
Ti lancio questo appello, va non bene? lo farò. Ok, grazie. Su questo palco allora i 3 nominati che sono Chions, Fagagna e Bannia ci portano un po' di allegria su questo palco. Chions, Fagagna e Bannia. Il miglior chiosco della... Guarda che bella coppa. Forchetta e cucchiaio e un bel bicer, come si dice, c'è Carmine che è il cuoco del Chion, sono bravissimi, c'è Primo, c'è il boss del Bannia e non poteva mancare chi ha in mano il titolo, Luca Merlino e lo staff del Fagagna che vengono per difendere la Coppa Chiosco, è un momento decisivo, ecco, come ho detto, ci portano un po' di allegria, lascio a loro la scena e a Magrini perché adesso andiamo a scoprire. Massimo, ma sai che guardare come salutano Magrini, cioè proprio è uno di famiglia. Ciao sì, Gabri, sì, tutto bene? La macchina messa a posto, il motorino elaborato, tutto bene? Francesco Zilli, abbiamo la schermata, il miglior chiosco di questa stagione potrebbe essere Fagagna, Bannia o Chions? Vincono le cubiste, vince il cibo, vince la tradizione, il mojito di Fagagna, chi vince? Vediamo. Bannia! Per il Bannia un trionfo incredibile. La nostra Emily però consegna, facciamo al cuoco Carmine una nomination al miglior chiosco, il Chions, e ancora sul podio, ancora tra i migliori chioschi, il Fagagna. E allora li salutiamo con un grande applauso. Grazie Gabri, mi raccomando, grazie perché questa è una parte anche del calcio dilettante, signori, la domenica al chiosco, una parte importante. Bravi, siete voi un valore aggiunto. Prego, vi lascio tornare al chiosco e complimenti al Bannia che vince per il primo anno questo premio ambito. Questa era la Coppa del Chiosco vinta appunto dalla squadra del Bannia. Le cubiste per Magrini hanno fatto ampiamente la differenza. Noi procediamo, andiamo al termine con le nostre premiazioni dopo avervi regalato un momento anche un po' divertente per stemperare un po' la tensione. Andiamo avanti con altri premi importanti perché è il momento. Il Chions, dov'è andato il Chions? Io volevo tenerlo... Ah no, l'ho posticipato in scaletta, Zilli, quindi io adesso vado col miglior arbitro in questo caso, perché avevo Magrini che era un arbitro e quindi volevo far premiare... Era un arbitro, volevo far premiare lui, ma invece premierà Massimo Della Siega, che è il presidente degli arbitri. Presidente, le chiedo di avvicinarsi anche lei perché le voglio far vedere quali sono i 3 migliori arbitri scelti in questa stagione da FVG Sport Channel. La clip dedicata ai fischietti, via! Appartenente alla sezione AIA di Pordenone, arbitro effettivo dal 2009. Dal 2012 in organico presso l'organo tecnico regionale AIA. Arbitra 13 gare di promozione, 4 nel torneo delle regioni e nella finale regionale di seconda categoria. È il più giovane. In finale di Coppa è perfetto, brillante e sicuro. Se continua così, il futuro è suo. Nomination per Cristian Moretti. Appartenente alla sezione AIA di Latisana, è arbitro effettivo dal 2008. Dal 2009 invece è in organico presso l'organo tecnico regionale dell'AIA. Arbitra 13 gare di eccellenza, 12 di promozione e 3 gare del torneo delle regioni, oltre alla finale regionale di Coppa Italia di eccellenza. Fischietto di personalità, sa leggere la partita ed è attento al dialogo. Nomination per Francesco Ferro. Appartenente alla sezione AIA di Trieste, arbitro effettivo dal 2005, dal 2008 in organico presso l'organo tecnico regionale AIA. Arbitra 12 gare di eccellenza, 6 gare di promozione, 4 gare del torneo delle regioni, tra cui la semifinale della categoria juniores Veneto-Lazio. Sa tenere in mano la partita, è capace, come pochi altri, di gestire anche i giocatori. Nomination per Matteo Della Santa. Prego Presidente, il microfono a Massimo Della Siega.
Beh, questi sono i tre arbitri. L'aggancio vero che mi ero dimenticato è che Magrini era arrabbiato con lei perché non faceva andare gli arbitri al chiosco. Ma abbiamo superato ormai questa cosa, Presidente. Che stagione è stata? Beh, è stata una stagione impegnativa, come ho avuto in varie occasioni modo di dire, però alla fine siamo soddisfatti, sì, bene. Moderatamente soddisfatti, perché non bisogna mai esserlo totalmente. Polemiche contenute con gli arbitri quest'anno. Polemiche contenute, fisiologiche, diciamo. Okay. Fisiologiche. Abbiamo fatto anche una puntata densa di contenuti. Di contenuti all'inizio della stagione, dopo un momento particolare nel quale forse era giusto puntualizzare alcune cose. Io dico, bravo Massimo Della Sega che è venuto in studio e ha voluto parlare anche di un momento in cui si facevano errori, di parlare anche delle positività del suo movimento. Grazie Presidente. Grazie a voi. E allora, consegniamo il premio Massimo Della Sega, che andrà lui naturalmente a premiare i tre arbitri che abbiamo nominato. Eccoli qua, che arrivano. Ferro, Moret e Della Santa. Gli arbitri, guardate, sono sempre impeccabili, Avete visto la differenza dei Magrini? Guarda, tutti con camicia bianca, tutti perfetti. Benissimo, giusto così, siete i tre migliori arbitri di questa stagione e noi adesso andiamo a scoprire a chi Massimo Della Sega consegnerà questo premio. Miglior arbitro del calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia dopo Miniutti, Copate Marinescu e Francesco Ferro di Latisana. Prego Presidente. Naturalmente l'omaggio a Della Santa e Moret, due arbitri giovani, due arbitri come abbiamo visto già di personalità, due arbitri molto interessanti. Sono loro quindi a completare il quadro dei migliori fischietti della nostra regione. Li ringrazio il Presidente e noi continuiamo perché mancano pochissimi premi. E ancora complimenti. Francesco Ferro ha arbitrato molto bene la finale di Coppa Italia e prima di andare a chiudere con gli ultimi premi decisivi con l'allenatore, c'è anche un pallone d'oro qua ragazzi, da consegnare, un pallone d'oro. Ho avvisato stop al miglior gol e alla miglior parata, stop al televoto, abbiamo già i risultati, saranno gli ultimi premi che consegneremo. Volevo dire una cosa, per il terzo anno consecutivo abbiamo fatto la diretta della finale di Coppa Italia. Abbiamo fatto il torneo delle regioni in diretta, lo abbiamo fatto perché, e qui ho bisogno anche del vostro applauso e ve lo chiedo, perché un signore, gliel'ho chiesto, in un secondo ha detto facciamo. E questo non è per nulla scontato. E io devo ringraziarlo di cuore. Il vicepresidente della Federcalcio regionale Hermes Canciani. Hermes Canciani premierà la vincitrice della Coppa Italia e la miglior squadra del calcio dilettanti. Chiedo anche lui naturalmente un intervento e ancora un grazie per questa sinergia che si è creata. Grazie a voi, è veramente un piacere essere qui. Mi ricorda una serata altrettanto piacevole, forse un po' più lunga, un po' più complessa, che è stata quella della Lei della Vittoria che è stata fatta in questo teatro. Il mio ringraziamento ho sentito a tutte le società, a tutte le amministrazioni comunali di questa regione che si sono veramente prodigate perché il nostro impegno diventasse veramente diventasse esclusivo. Il Consiglio regionale, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto i complimenti da parte di tutto il movimento calcistico italiano per l'organizzazione, per il comportamento e per l'ospitalità. Quindi di nuovo grazie alle società in primis e poi alle amministrazioni comunali e logicamente all'amministrazione regionale che ci è stata particolarmente vicino. Grazie a tutti. Vicepresidente, un attimo, in 40 secondi la Coppa Italia, prima nella sua storia, vinta dal Chions. In 40 secondi Chions Cras. Attenzione a Francescuto, il pallone buono, il sinistro, Dagno lo respinge, resta lì. Chions 1, Cras 0, ha segnato Paciulli e il vantaggio del Chions sul Cras. Disturbare in barriera, poi arriva Capalbo. Briz, benissimo al centro, colpo di testa! Paciulli Chions 2, Cras 1 e ancora Paciulli! Eccola qua la Coppa è del Chions. Hermes Canciani consegnerà il premio per la Coppa Italia al Chions. Un altro applauso a questa società
Viene il vicepresidente, c'è anche il direttore sportivo Sud che saluto, il vicepresidente Primo Beraldo, a ritirare il premio di FVG Sport Channel per la vittoria in Coppa Italia. 2-1 sul Cras a Cervignano. Complimenti ancora, il premio consegnato dal vicepresidente e anche vicepresidente Hermes Canciani del CONI, c'è anche il supporto del CONI che ringrazio in questa iniziativa. Complimenti ancora al Chions, complimenti Primo. Vicepresidente, si può fermare ancora un attimo? Intanto lasciamo Primo Beraldo perché noi dobbiamo vedere, mancano 2 grandi premi, la miglior squadra, il miglior allenatore e poi ci avviciniamo anche al pallone d'oro e manca un bomber e ci siamo ai premi di questa serata di gala dedicata al movimento del calcio dilettanti. La nomination della miglior squadra, scopriamo chi è, chi sono. Si prende la coppa e il campionato il Torre di Michele Giordano. Lo fa giocando un calcio spettacolare, le geometrie di Zorzi, i gol di Sgroi, le magie di Giordani. Inutile negarlo, ad un certo punto della stagione i viola dipingono calcio, basta ammirare certe azioni. Vince facendosi applaudire, vince tutto con merito e tanta qualità. La grande bellezza si gira in casa viola. Nomination per il Torre. Neopromosso in eccellenza, il Chions chiude l'era Vittore con la conquista della storica Coppa Italia. Che da quelle parti siano in grado di fare le cose per bene si sapeva, e il trofeo alzato a Cervignano in gennaio è il giusto premio per una società emergente ma di primissimo livello, collaudata dietro con Peruc e un difensore come Candussio. Davanti sa ipnotizzare grazie al talento di Zusso e Paciulli. È calata nel ritorno, è vero, ma sei in giornata, è una squadra da stropicciarsi gli occhi. Nomination per il Chions. Un secondo posto in campionato che poteva non soddisfare, ma a Cordenons hanno saputo rialzarsi e farsi trovare pronti quando serviva. Una serie playoff vincente, obiettivo centrato, finalmente eccellenza, mostrando giocate bellissime grazie a firme illustri del calcio dilettanti come Shang, Amadio e Sacher. Gente così rende il calcio divertente e bello. Nomination per il Cordenons. La miglior squadra premierà Hermes Canciani, altre giocate bellissime. Chions e Torre ormai questo palco lo conoscono benissimo e anche un po' la loro serata. Si aggiunge il Cordenons. Chiedo ai rappresentanti di questa squadra di raggiungere Hermes Canciani perché adesso andremo a consegnare questo premio. Tocca a Sut, il direttore sportivo del Chions, Schiavo sta arrivando. Luigi Zanon che è il mister del Cordenons insieme a Franco Martin, ricordiamo, è stato promosso in eccellenza. Un applauso al Cordenons perché ha conquistato la promozione. Prego signori, prendete posto perché siete voi protagonisti, non io, mettetevi in posizione centrale e il nostro Francesco Zilli in regia è pronto a dirci chi è la miglior squadra di questo campionato. Dopo Manzanese e San Daniele delle ultime 2 stagioni, la miglior squadra del calcio dilettanti è il Torre. Campionato e Coppa. Campionato e Coppa è l'anno dei Viola. Naturalmente il riconoscimento a Cordenons e Chions per essere state così belle come abbiamo visto nella nostra clip e ci hanno regalato tante giocate, le avete viste anche voi, davvero fantastiche. Ancora un applauso per loro, grazie al vicepresidente Canciani e siamo ormai vicinissimi al decisivo, ai premi ancora più illustri dopo quelli che abbiamo già consegnato, come il premio di miglior allenatore. Qual è il numero 1 dei mister in questa stagione? A consegnare questo premio vogliamo che sia un grande dirigente della nostra regione, un uomo della nostra terra, un dirigente che si è costruito fino a diventare uomo di fiducia della famiglia Pozzo. Quell'Udinese diventata un esempio manageriale del calcio italiano e lui, anche lui di questo ne è un simbolo. Premierà il miglior allenatore, il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino. E lo ringrazio per essere stato dei nostri.
un grande dirigente, chiedo naturalmente anche lui di portare un saluto a questa platea e visto che parliamo di allenatore, di raccontarci qualcosa di Stramaccioni. Lo vedremo subito all'Opera fra un po' di giorni, visto che il 7 luglio inizieremo nuovamente la preparazione, quindi sarà l'occasione per vederlo di nuovo in campo e quindi per ammirarlo e speriamo anche per avere un lungo periodo di successi anche con lui. Speriamo naturalmente. Direttore, possiamo dire una cosa anche a questa platea? L'Udinese ogni settimana organizza una partita con i dilettanti, quest'anno ha dedicato una giornata ai dilettanti. L'Udinese sta facendo qualcosa di importante per cercare di essere anche riferimento anche per questo movimento. Per la verità è il movimento che se lo merita, perché le immagini che avete mostrato in questa serata sono immagini assolutamente molto belle ed emozionanti, e i dirigenti delle società vivono di emozioni e la benzina dei dirigenti sono proprio queste immagini e le emozioni che si vivono poi sui campi. Quindi in questa serata innanzitutto abbiamo visto delle immagini bellissime e quindi le emozioni sono state molto, molto forti, e quindi complimenti alle squadre e complimenti anche ai giocatori che hanno vinto dei meritati premi. Spero che queste immagini vi abbiano davvero divertito. E mi permetto anche di fare dei complimenti a lei, perché ho visto i numeri che avete snocciolato in questi 3 anni di partite visionate, di filmati e di reti che sono state mostrate, che altrimenti non si sarebbero potuti vedere, e credo sia veramente stato fatto un lavoro importante che poi si riassume in questa serata altrettanto interessante, molto bella, con un format direi veramente interessante. Quindi chapeau. Grazie, mi onora davvero. Insieme al direttore generale dell'Udinese, questa postazione ormai è diventata a simbolo per visionare ancora immagini. La clip dei 3 migliori allenatori. Non sbaglia una stagione da secoli, ma soprattutto ogni anno si migliora. Cura i dettagli, è uno degli allenatori tatticamente più preparati, è giovane, ambizioso, voglioso di imparare. Il 13° con lui non rischia mai e anzi sta spesso in alto. Tanto merito va a questo mister, che forse merita anche una categoria superiore. Nomination per Andrea Toffolo. Un anno fa, di questi tempi, festeggiava 1000 panchine e una salvezza all'ultima di campionato. In questa stagione compie 60 anni e compie anche un piccolo miracolo. La sua giovane Virtus diventa bella e vincente. Il suo curriculum ha finito le pagine e nella storia calcistica dei dilettanti di questa regione. Nomination per Gianni Tortolo. Ha scritto la storia dell'oltre di Faedis. 5 anni di successi, dalla seconda categoria fino alla finale playoff di promozione. Da quelle parti possono farlo sindaco, lui invece cercherà nuovi stimoli altrove. Chi vuole diventare grande può affidarsi a lui. Nomination per Paolo Cengic. Sarà quindi il direttore generale dell'Udinese Calcio, Franco Collavino, a premiare il miglior allenatore del calcio dilettanti. Dopo De Pieri, Potasso e Zoratti. Certi nomi importanti li vedete. Allora, sul palco, Tortolo, che abbiamo sentito, Cengic e Toffolo. Prego. Arrivano i 3 allenatori migliori di questa stagione. Chiedo a Franco Collavino di posizionarsi a centrocampo, dico questo, la uso come metafora al calcio naturalmente. Chiedo naturalmente agli allenatori di avvicinarsi a Franco Collavino per il premio. Sono loro i 3 migliori mister. Uno però è il migliore in assoluto e adesso ce lo fa scoprire Francesco Zilli. Vediamo. Parte ed è Gianni Tortolo e la sua Virtus Corno. Consegniamo il premio a 2 grandi allenatori. Andrea Toffolo, lo abbiamo detto, questo signore di strada ne farà tanta. Paolo Cengic a Faedis è stato grandissimo. Ringrazio Franco Collavino, grazie al direttore generale dell'Udinese.
Voleva intervenire Gianni Tortolo, assolutamente. Grazie ancora, direttore, e grazie a Paolo Sencis e mister Andrea Toffolo, i migliori mister del campionato. Prego, mister. Ritiro il premio io come allenatore, ma qui c'è il merito di una grande società dietro me che mi ha lasciato lavorare, mi ha lasciato sbizzarrirmi durante la settimana con gli allenamenti. E chiaramente voglio ringraziare anche gli artefici, gli attori, i giocatori. È stata una grande soddisfazione, grazie del premio. Veramente mi ha fatto molto piacere. Grazie a tutti, società e giocatori. E adesso Manzano, mister. Ci vediamo alla prossima stagione. Complimenti, mister. Francesco Zilli, abbiamo la miglior parata del calcio dilettanti? Ce l'hai pronta? Ma è già stato, è tutto segnato, tutto preciso, la nostra Emily può ritirare il premio? È tutto lì. Emily, vai a recuperare la miglior parata perché il pubblico ha scelto e sarà un altro amico a consegnare questo premio. Un portiere di personalità e dalle grandi doti tecniche, ha giocato con Udinese, Montebelluna, Triestina e Gubbio, diventa preparatore dei portieri e segue in ogni avventura Attilio Tesser. Con lui nel Novara che arriva in Serie A e oggi, insieme alla Ternana, per il 4º anno consecutivo alla nostra festa del calcio dilettanti, un professionista e davvero un amico di questa manifestazione e di questa TV. Leonardo Cortiula. Poi ce ne ho anche una presentazione per il fratello, come no? È sempre il numero 1 però, Leo, ok. Dobbiamo allora adesso chiamare i 3 portieri che si contendono questo premio. Per il Sinotto, Luca Peruc e Alessandro Cicutti. Prego, sul palco, i 3 numeri 1 capaci di stupirci con un gesto, con uno scatto, con una parata. Io non so ancora chi ha vinto, non farlo vedere Leo perché siamo curiosi. No, per il Sinotto abbiamo Cicutti, sta arrivando Luca Peruc. E allora prendete pure la scena perché siete stati autori di cose fantastiche. Ciao Cicu, ciao Luca. Non possiamo far altro che defilatevi un attimo, andate sul secondo palo, noi stiamo sul primo, la porta è lì. Vediamo allora Francesco Zilli. Ha vinto l'anno scorso Cattellan, tu ci mostrerai la parata. Vai Zilli, vai, vediamo chi ha vinto. Sono curioso, non lo so ancora. Luca Perissinotto! È la sua super parata che il portiere del Porcia vince, eccola qua. È sua, consegna il premio. Leonardo Cortiula, abbiamo le pergamene, non le avete confezionate? Ah, ci sono sotto, allora scusami Leo, un attimo, consegniamo il premio a lui e le pergamene sono per la consegniamo dopo i nostri, intanto la recupera per noi Alessandro Cicutti. No, ok, c'è la pergamena e poi andiamo a consegnarla, non me l'avete confezionata. Ragazzi, dopo sotto ve la posso dare io, tra una birra e l'altra? Ok, grazie, perfetto. Luca Peruc, Alessandro Cicutti, tra i 3 giocatori con la miglior parata. Grazie e complimenti e grazie a Leonardo Cortiula. Ciao ragazzi. Aspettate, non scappate perché abbiamo la pergamena anche per voi. Loro hanno vinto questo premio. Rapidamente torniamo, prima di chiudere, manca il miglior gol. Ci siamo, sta per esaurirsi questa serata ricca di premi e ricca di immagini. È giusto ricordarsi anche del bomber dell'eccellenza con 17 gol, premia la nostra Emily, Marco Nardi del San Daniele. 17 gol in stagione. Eccone. Arriva il bomber del San Daniele che ormai è una delle garanzie del calcio dilettanti. Complimenti Marco, ormai lo conosciamo benissimo anche dei suoi gol, avevamo più di qualche immagine da proporvi. Ancora complimenti e grazie a Marco Nardi, il meglio del calcio dilettanti, il bomber dell'eccellenza. Prego. A proposito di bomber, ci avviciniamo ormai al miglior gol della stagione. Prima però, siamo agli ultimissimi minuti di questa serata, so che magari è andata un po' lunga, lo capisco, però per una volta in un anno andiamo tranquillo, vi state divertendo? Guarda, abbiamo il record quest'anno, sono in 3 si sono addormentati, sono pochissimi rispetto agli anni passati, il primo anno erano in 28, poi sempre meno. Sempre meno, non è male.
Tu sei stato sveglio. E li vedo qua, li vedo, capito? Bene, guarda, però adesso si sveglia. I tre si sono svegliati adesso. Adesso chiunque si sveglierebbe, perché c'è stato un giocatore che più di tutti è un simbolo del movimento dilettantistico, quel dilettantismo che ormai confinava già col professionismo, perché questo è un marziano, ci ha divertito tutto l'anno, lo abbiamo scelto a icona, lo avete visto all'entrata, di questa festa. Guardiamo con la cronaca di Marco Grusti qualche magia di Emil Zubin. Oliveira poi si ferma, se la alza il cross col sinistro, Zubin al volo! Gol meraviglioso di Emil Zubin, questo è un giocatore pazzesco. Primo palo, il pallone è dentro per Zubin, è buono ancora lì Zubin, la doppietta di Zubin, ha sfasciato la porta Zubin, 3-0 Pordenone. Per Nichele, ancora Nichele, Zubin, è buono il pallone, Zubin! Che gol! Ancora Emil Zubin, la sta decidendo lui, il graffio del capitano, doppietta, il Marano esteso. Dare anche con lob per Zubin, grande palla, Zubin, la sterzata su Pratorino, Zubin! Che gol del Pordenone, che gol del Pordenone, che gol di Zubin! Va Zubin con il destro, il pallone all'incrocio, un gol fantastico. Può partire adesso Zubin, va col destro Zubin, pallone che scende, incredibile, non ne sbaglia più una, all'incrocio dei pali, ancora una volta, al 10° minuto. Va Zubin con il destro, pallone che scende, ne l'abbiamo chiamata, esplode il Bottecchia. Corre Zubin in posizione regolare, Zubin adesso è solo davanti al portiere, Zubin 1 contro 1, Zubin col pallonetto, ci ha messo la firma, e che firma, che gol, 5-0, doppietta di Zubin, lo dice anche lui, mamma mia, com'è di Merckx, cannibale questa squadra. Zubin che adesso vola a quota 27 in classifica cannonieri. 27 gol in Serie D. Prima di lasciare a lui la scena, voglio che consegni questo premio bellissimo, un po' quello che anche per noi è il nostro talento assoluto, no? Perché noi siamo una TV che ha bisogno di un leader, di uno che ci guida. E lui è Davide Micalic, direttore di FVG Sport Channel. Direttore, buonasera, la vedo anche lei alla Magrini un po'. Noi uomini umili siamo reduci dalla spiaggia dove abbiamo un torneo di basket. Sta lavorando anche oggi? Sì, adesso esco da qua e torno. Sì, se qualcuno vuole vedere un po' di pallacanestro alla Beach Arena. Io mi fermo qua. Anche no, sì, okay. Anche no. Che dire? Beh, sono molto orgoglioso, Max. Io saluto il presidente Bolzanello, grazie per essere qua con noi. Ci dà anche una mano per gli europei di basket che andremo a fare, perché questa TV fa tanto sport, il calcio dilettanti è il fiore all'occhiello. Ringrazio il direttore per quello che ha detto, ci rende veramente orgogliosi. Hermes che ci dà, non so perché, che sempre così tanta fiducia, noi speriamo di essere sempre all'altezza della fiducia che riceviamo, no Hermes? Però i numeri... Non dargli troppo responsabilità. No. Però i numeri insomma sono lì. Chiaro, quando siamo partiti con questa idea io non avrei mai creduto di arrivare a questi livelli. Lavoriamo tantissimo, non ci fermiamo mai, abbiamo tanta passione, tanta competenza, spero anche, e tanta voglia di superare i nostri limiti. Quindi questa TV nasce inizialmente per dare visibilità agli eventi che avevo così inventato, che creavo, poi assolutamente si è ribaltata la proporzione, ormai la TV è una TV di sport. Credo che 113 sia un numero che è entrato nelle case, grazie soprattutto a voi del calcio dilettanti, siete una bellissima famiglia, dovete essere orgogliosi, come io sono orgoglioso di essere qua con voi questa sera. Quindi grazie mille. Viva il calcio, viva la televisione, viva lo sport e soprattutto viva noi e speriamo di trovarci qua anche il prossimo anno. Direttore, la nostra Emily le lascia un pallone d'oro perché dovrà consegnarlo al simbolo di questa stagione. È un bellissimo premio, non so se avete notato i premi di questa sera, fatti con cura, fatti bene. Ringrazio Angelo by Claudia di Povoletto, dove abbiamo realizzato questi premi, e ha fatto un lavoro davvero fantastico. Aggiungo ancora dei nomi, se me lo concedete, perché avete visto immagini, avete visto commenti. Pordenone, penso che una cronaca di Marco Agrusti non si scorda mai. Grazie Marco Agrusti. Le immagini di Davide Pettarini sono immagini di un professionista, ed è un professionista. Davide Pettarini, grazie. Dico che da un anno a questa parte non farei nessun'altra avventura televisiva o di questo settore senza Simone Fornasiere. Grazie.
E voglio ringraziare chi è quello che sta piangendo adesso, Fornasiera. Ah sì? Per chi non lo conosce. E devo ringraziare, dovete concedermi ancora un attimo, perché tutto l'anno sono stati i nostri ospiti, ci hanno regalato i loro commenti, la loro passione, la voglia di calcio dilettanti. Un grazie particolare a Federico Francioni, a Stefano, mister Stefano De Agostini, davvero un grandissimo, a Maurizio Costantini, da 4 anni, praticamente da sempre, penso che ci sarà sempre, Antonino De Blasi, grazie. Voglio ringraziare anche i colleghi che erano sempre disponibili, degli amici, Alberto Bertolotto, Nicola Angeli e Mattia Pertoldi. E devo nominarli tutti, c'è un signore che non vedete perché insomma, non è che è bellissimo. Che non si è fatto la barba stasera allora. Non è bellissimo. Francesco Zilli, un talento assoluto. Francesco, vieni qua. Non si vuol far vedere. E 2 ragazzi che vivono la TV con grande trasporto e passione, sono praticamente decisivi anche per quanto mi riguarda, ogni tanto mi arrabbio ma sono fondamentali per questo lavoro. Enrico Tomat e Francesco Toniccio. Grazie a tutti voi davvero e naturalmente abbiamo detto a Davide Michelic. Ma è il momento di chiamare sul palco del Cursal. E ringrazio anche Riccardo Badolato che ci ha concesso che questa sera, questa location fantastica, fra poco il buffet per tutti con la pasta per tutti, insomma è un posto bellissimo dove omaggiare i migliori. L'abbiamo fatto attendere un po' dopo aver visto i suoi gol. Il pallone d'oro del calcio dilettanti lo consegna il direttore Davide Michelic, Emil Zubin. This is the end station, but I can't move away from you. This is the edge of patience, but you won't prove yourself to me. Still you drain my soul, and even though it hurts, I can't slow down. Walls are closing in. Penso che questo applauso dica tutto. Una battuta come l'ultimo gol. Sei emozionato? Veramente molto emozionato questa sera, ancora più della vittoria del campionato. Io vi dico veramente, Facciamo non ho una parole, vittoria, non ho parole. Un anno ancora di contratto, va bene, perfetto. Speravo nel biennale. Speravo nel biennale. Mi accontenterò di un anno. È un grande giocatore, una grande persona, Emil Zubin. Emil, grazie direttore. Grazie a te, Marco. Grazie direttore Davide Michelic. Noi chiudiamo con l'ultimo premio. Grazie a tutti. Grazie Davide Michelic. Ripeto il concetto, se non c'è un signore che ti ascolta e ti lascia lavorare così, non ci sarebbero serate, non ci sarebbero stagioni così. È stato per il 4º anno con noi, simpatico come sempre, se c'è qualche ragazza lo vedete molto bello. Cristian Comelli, Chris DJ. Grazie, è stato un piacere perché voi lo vedete qua, però lui è un precisino, io adoro le persone così. È una persona veramente che cura i dettagli, anche i più piccoli, ed è per quello che le cose crescono di anno in anno. Bravo Grazie. Massimo Radina. Grazie Chris. Grazie davvero a voi. Emil, puoi posare solo un attimo il pallone d'oro? Lo recuperi subito perché c'è l'ultimo premio. Come ogni anno noi chiudiamo, poi ci sarà una sigla divertente, poi tutti giù in terrazza a divertirci. C'è un bigliettino, c'è un buffet privato per le autorità, dovete solo consegnarlo, poi c'è la pasta per tutti e comincia la festa al Cursal. Perché Emil Zubin, allora un bomber così, premierà il miglior gol della stagione dei dilettanti. Quindi sul palco, so che ha avuto un problema all'ultimo secondo, davvero, e non c'è un problema, lo ringrazio comunque, Davide Diav. Chiedo a un rappresentante della Virtus Corno di salire sul palco se c'è, quindi c'è i 3 migliori gol. Davide Diav, Renzo Nonis possono salire sul palco e il terzo miglior gol, aiutatemi che sto perdendo Massimiliano Rossi, perdonatemi, che vuole andare col fratello a comporre l'Albo d'Oro. Primo anno Marco Rossi, secondo Gregorutti, terzo Franciosi. Stasera scopriremo chi avete votato voi. Renzo Nonis, Massimiliano Rossi, c'è il presidente della Virtus Corno che ringrazio, Antonino Libri. Ciao Max, ciao Renzo, è vero, ufficiale chi owns? Non sa Renzo, mercato. A proposito, da metà luglio inizia tutto campo estate con il calcio mercato. Buonasera Presidente. Allora, Emil, il premio è lì, la clip che ci svela di chi è il miglior gol della stagione dei dilettanti. Massimiliano Rossi e i fratelli
E i fratelli vincono. Vince lui con il suo gol alla Spal Cordovado, una grande giocata. Poi, fra pochissimo, consegneremo l'omaggio a Renzo Nonis e ad Antonino Libri per conto di Davide Dia. Vi mettete vicino per la foto, Max e i tre rappresentanti, con Emil Zubin per i tre bomber, i due stasera, i due bomber con i loro gol bellissimi, e complimenti anche a Renzo e a Dia che hanno fatto giocate pazzesche. Complimenti ancora a loro, Emil Zubin, e li ringrazio. Io occupo l'ultima volta il palco, grazie a tutti, complimenti. Il miglior gol è di Massimiliano Rossi, sarà nella nostra sigla la prossima stagione. Mi fate un bel applauso per Emily, che è stata perfetta e brava. Non posso fare altro che dirvi che questo movimento siete voi, e la vostra presenza stasera mi ha emozionato e dà la spinta per non mostrare 1192 gol, ma il prossimo anno mostrarne tanti di più. E ricordatevi che tutto quello che abbiamo fatto è anche grazie alle società del calcio dilettanti. Vi lascio con la sigla finale e vi lascio con questa frase. Noi ogni anno diciamo il meglio deve ancora venire. Siamo il giovedì in onda perché la domenica deve succedere sempre qualcosa di migliore. Un altro gol, un'altra vittoria, un'altra giocata. Noi non sappiamo cosa si può fare meglio ancora di così, ma ci proveremo sempre. Il meglio deve ancora venire. Grazie a tutti. L'ultimo applauso per Massimo Radina. Grazie. Bravo. Sigla finale. Partiamo subito presentando gli ospiti. Forragere. Forragere sono Francioni, ma non importa. Sì, scusa, Francioni. Ma comunque, no, che questa è un'offesa, Ma posso fare una battuta? Sì. Io che una curiosità, volevo far vedere due oscenità questa sera del torneo delle regioni, se la nostra regia riesce. Qui noi addetti ai lavori a Lignano abbiamo questi cartellini stampa. Questa è la foto, se si può vedere, di Antonino De Blasi, che ricorda, non so, Giulio Andreotti nel 1941 probabilmente, ma c'è una foto che è più moderna, o meglio, ancora più antica, Massimo Radina quando non aveva la barba e pesava tanti chili di meno. Insomma, dai. Simone Forragere ha una passione esagerata per il calcio, e domani grazie a lui vedremo addirittura una sintesi di seconda categoria, Palazzolo Flambro. Non lavora, non lavora. Mister, via il team lì. È l'unico che vedo dopo andare a lavorare riposato. Sei qui per dire che il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Stasera si vola! Allora Zanato, siamo in diretta, stasera questa piazza è bellissima. Strepitosa! E infatti si vola! Questo è il pensiero, abbiamo capito ormai, di Paolo Zanato. Mi piacciono gli abbinamenti perché c'è qua a fianco grande mister Stefano De Agostini, ma nonché un grande giocatore, quindi avete messo un giocatore vero e un giocatore fasullo, e di là giustamente un giornalista vero, Bertolotto, e un giornalista fasullo, Forragere. Alla fine, insomma, adesso mi sono perso quello che volevo dire. Ecco, perché tu forse volevi dire che anche... Hai fatto una bella figura. Gabriele Magrini oggi ha battuto ogni record, secondo me. Sì. Ha fatto la rubrica del chiosco prima della partita. Era evidentemente ubriaco, perché una ripresa del genere... Il meglio deve ancora venire. Segui per dire. Il meglio deve ancora venire. Il meglio deve ancora venire. Segui per dire. Il meglio deve ancora venire. C'è qualcosa fra te e la vita che non ho ancora conosciuto, mentre ridi così facilmente. C'è qualcosa fra te e la vita, chissà quanto vi conoscete, mentre ridi
che non cambi direzione, sai di sicuro come va a finire. Sei qui per dire